Ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata come un tulipano, salvandoti dal freddo di dicembre. E sei cresciuta bella da morire, piena di ingenuità, di inibizioni, virtù che io dovevo rispettare, invece di cadere in tentazioni. Bimba mia, bimba mia, bimba mia. Forse ho sbagliato a darti troppe cose, ma un uomo innamorato non ragiona. Io ti ho cullata in letti di mimose, ponendoti al di là di ogni persona. Ti ho amata come donna e come figlia, avresti ereditato la mia vita, ma ora che si scioglie la famiglia, mi chiedo perché mai ti ho conosciuta. Bimba mia, bimba mia, bimba mia. La colpa forse è tutta della vita, alle cui leggi non si può sfuggire. Naturalmente tu sei perdonata, anche se lasci un uomo ad impazzire, e a niente servirebbe ritentare per fare in modo di riaverti a casa. Malgrado tutto ancora so capire che tu vai forte, io non ho più ripresa. Bimba mia, bimba mia, bimba mia, bimba mia. Questa bellissima canzone Bimba mia di Franco Califano, che la dedico a tutte le donne, a tutte quelle donne anche che non ci sono più, però queste canzoni, quando vedete questi volti di donna, questi corpi di donna, sempre abbinate all'ambiente, ai fiori, una cosa bellissima, perché siamo così, siamo dei fiori che qualcuno forse non riesce a capire l'importanza di questo fiore, che fa fatica anche ad appassire, perché noi più degli uomini arriviamo anche a 108 anni, perciò è un fiore che continua a fiorire tutte le stagioni in maniera diversa, ma fiorisce sempre. Poi vedremo questo servizio di questa nonna di 108 anni. Ma saluto i miei graditi ospiti. Abbiamo in presenza il professor Claudio Previatello, docente di economia agraria e gestione del territorio dell'Istituto Agrario Bellini di Trecento Rovigo. Buongiorno. Grazie al professore, grazie di essere qui. Abbiamo collegato invece via Skype Hermes Cellot, presidente Loggia degli Realisti.
Buongiorno Hermes Celotte, grazie anche a lei, anche a te, perché ci diamo del tu di essere qui con noi per spiegare anche cosa si continua a fare a Villa Margherita, il perché di questa importante associazione, questi giochi del ruolo che fanno lavorare la mente, che diventi creativo, che veramente riesci a staccare la spina e creare qualcosa di importante e sapere anche chi sei. Allora io inizierei subito col professor Claudio Previatello. Finalmente piove, professor, cosa diciamo? Finalmente piove, almeno questa mattina, perché la situazione è alquanto drammatica. Sì. Allora ci racconti un po', ecco, com'è la situazione dal suo punto di vista molto importante, perché appunto insegna anche agraria, la gestione del territorio a questa importante scuola Bellini 300 Rovigo, per capire dove andremo a parare. Allora, intanto buongiorno a tutti e ti ringrazio Mirella per essere di nuovo qua con te. La questione purtroppo è drammatica, come vediamo anche spesso ultimamente, è riportato dai vari telegiornali, dai vari media, manca la pioggia. Manca la pioggia, quella pioggia che è caduta dopo un anno siccitoso come il 2022 non è servita ancora a ripristinare quelle che dovevano essere le normali condizioni nel nostro terreno e le mancate nevicate, quindi i mancati livelli di neve sulle nostre montagne, purtroppo non ci assicurano un'adeguata riserva per l'estate. Questo purtroppo dobbiamo tener conto che sarà una situazione drammatica che anche se il tempo ci farà il favore, ci darà la benedizione di poter ripristinarsi e normalizzarsi, quello che è stato l'anno 2022 lo recupereremo solo con un po' di anni di tempo buono, perché pensi solo l'anno scorso, le dico 2 o 3 cose. In azienda da me abbiamo tutte le sonde di misurazione delle temperature, in alcuni casi nel mese di agosto abbiamo registrato in pieno campo quasi 50 gradi. Un terreno che viene sottoposto e delle piante sottoposte a simili temperature con alle spalle 6 mesi dove non è venuto neanche un goccio di acqua, perché in Polesine ne siamo stati fino a novembre senza neanche un goccio di acqua l'anno scorso. Immagini lei che cosa può essere poi dopo la ripercussione di stress su una pianta, sul terreno e come noi dopo possiamo lavorare i nostri terreni. E queste cose qua, è come se noi ci facciamo una ferita, serve del tempo poi per immaginarla, è la stessa cosa sul terreno. E se non adopri i prodotti giusti, i disinfettanti giusti, esatto, la ferita continua a diventare sempre più problematica. Allora salutiamo anche Hermes Celotte, presidente Loggia degli Realisti, vediamo anche le foto invece di Hermes a Villa Margherita, questa importante associazione perché veramente fa creare i ragazzi, ma non solo ragazzi, anche adulti in questi giochi bellissimi. Prego Celotte. Buongiorno di nuovo Mirella e a tutti gli spettatori. Sì, noi come associazione stiamo portando avanti queste attività anche grazie a Mirella e a Villa Manfrin Margherita, dove facciamo giocare sostanzialmente la gente. E abbiamo soci e frequentatori di tutte le età, si va dai ragazzi a quelli un po' più adulti come me e facciamo per lo più giochi di ruolo. Abbiamo delle attività fisse tutti i sabati pomeriggio. Prego la regia di mandare le foto per cortesia, grazie, prego. Più abbiamo degli diversi eventi durante l'anno. Il prossimo, sempre in Villa Margherita, sarà domenica 7 maggio, una giornata, chiamiamola così, aperta, dove i nostri soci accoglieranno i curiosi che vorranno provare a giocare con noi di ruolo o anche giochi da tavolo e simili, un po' tutte le attività che portiamo avanti noi con la nostra associazione. Allora, grazie intanto Hermes. Allora andiamo intanto con la telefonata perché sennò mi cade la linea, perché c'è il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti, bentornati.
tuoi ospiti. Rinaldo, te il telefono che non funziona stamattina, non si sente niente, dove sei tu? Dunque, in camera mia. Appunto, te sei su un'altra storia. Tanto per l'acqua, che non è non più il mondo solare è ribaltato. Ma cosa abbiamo fatto? Dovremmo prevedere questa roba, perché a me Veneto mi interessa solo il vino, milioni di bottiglie di vino, giusto? Però nessuno parla di mani che fa il vino mani nel senso, tutti gli antibiotici e roba che gli butta, ti fa morire la gente, infine le falde, ma allora, è una questione di schei, no? Chi che sa schei va bene, un altro no. E invece se gli faceva in bagni di salvare l'acqua, perché viene passa di acqua che va in laguna, bisogna fermarla prima, ma non adesso. Fa un lavoro di contenimento ancora 20 anni fa, 15 anni fa, prepararsi perché la scienza ne va portata a capire che prima o dopo ridai a questo punto. È ora che siamo ridai. E purtroppo è un problema non grande, grandissimo. Ma questo discorso, chi ne patisce? Il popolo, perché dopo tutta la roba costa il doppio, perché i linee che non avete acqua, dove cucine, voi qua, tutto se risolve, ne a spesa, poi ti vai al supermercato, tutto costa di più. E invece non è vero niente, mi guarda una vita sui mercati. È il discorso dei prezzi, perché la roba gli asconde, gli porta tutte le robe previste e dopo gli battiamo, perché si ne porta tanta e ha ragione il prezzo. Insomma Mirella, è un cambio che non si sa ancora. E dopo in Villa Margherita, che è una bella realtà, se Dio fa una Roma che è bellissima, non bella, importante, utile, perché deve costruire il popolo, utilissima. Guarda quante famiglie che ti dà radunare questo discorso, che è domenica chissà dove andare, prima mi sapeva neanche dove andare, e adesso ti ha fatto una roba stupenda, e non voleva essere di un scienziato, era una donna, un fiore di buona volontà e un fiore di testina, un politico non mi sarebbe mai arrivato a una roba del genere. Comunque Mirella piace lavorare, bravi tutti e buon lavoro. Grazie al nostro Rinaldo da Venezia, vediamo le foto così le commentiamo con Hermes Cellotto. Ecco, guardate, sono dei tavoli dove ci sono tutte queste persone, ragazzi, non ragazzi, ragazze, ragazzine. Prego Cellotto. Sì, le foto che state passando in questo momento sono uno degli incontri in cui facciamo più o meno mensilmente, in cui si discute proprio di gioco, di come realizzarli, di come portarli avanti, perché alla fine il gioco è aggregazione e spesso abbiamo anche la voglia di crearne di giochi. Comunque questa è una delle riunioni noi la chiamiamo Academy, la nostra accademia, in cui si discute. Come potete vedere le persone, ce ne sono tante di tutte le età. Questa invece è una delle nostre cene, perché essendo comunque un'associazione di giocatori ci piace anche ogni tanto fare un po' di festa e aggregarci, perché lo scopo dell'associazione è quello, creare legami sia tra di noi che con chi ci viene a trovare sostanzialmente. Allora è importante per capire che c'è anche un'altra realtà, abbiamo visto i steampunk, adesso vediamo gli realisti, allora l'importanza, e qui vorrei proprio che intervenisse il professor Previatello, l'importanza di creare, di stare assieme, ecco basta con questi strumenti malefici, per carità sono anche utili, non dico di no, anche i social sono utili, ma bisogna usarli nella maniera giusta e nel modo giusto. La natura ci insegna veramente che se la guardiamo abbiamo 1500 cose da fare se seguiamo e l'ascoltiamo. O sbaglio professore? Certo. Ma soprattutto i ragazzi, ecco, i giochi, la natura, il creare, lei come li vede? L'agraria soprattutto. Guardi, le dico solo, esordisco così. Noi abbiamo milioni di anni di storia nel mondo e sembra che
fino all'altro ieri, dove non ci sono mai stati telefoni, computer, ci siamo arrivati lo stesso. Adesso negli ultimi 50 anni sembra che se uno non ha un telefono a portata di mano o un computer, il mondo non possa più andare avanti. Questo purtroppo ha avuto e avrà delle ripercussioni sui ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di creare, ma se noi gli sbattiamo proprio, è il termine giusto, gli sbattiamo in faccia un telefono, perché se no il bambino piange, perché se no magari mi fa delle domande, perché i bambini sono curiosi e magari... Perché? Perché? È una cosa normalissima, no? Io mi ricordo che i miei genitori, quando io ero bambino, ero un rompiscatole e dalla mattina alla sera faceva il disastro in casa e facevo sempre domande, però quello che mi ricordo è che non ho mai avuto un telefono in faccia, anzi il più delle volte erano sempre delle risposte che mi venivano date, e si cresce poi così. Se si hanno delle risposte si diventa curiosi, si diventa creativi, si capisce che osare non è mai qualcosa che è negativo, ma anzi, se opportunamente trasformato, quindi fatto diventare creazione, che può essere dalla creazione artistica ma anche creazione nel lavoro, e qua mi riaggancio a ciò che si insegna oggi, ad esempio in materia di agraria. Quando noi dobbiamo insegnare ad esempio delle materie come gestione del territorio o anche agricoltura sostenibile e biologica, dove dobbiamo sostanzialmente trattare con i ragazzi tutti quelli che sono gli aspetti non solo gestionali di una campagna, di un frutteto, della natura, di un parco urbano, di un parco naturalistico. Dobbiamo trattare anche quelle che sono le avversità della natura. Qua, se non ci mettiamo un pochettino in gioco con della creatività, rischiamo di finire invasati all'interno di protocolli inutili e che non portano a niente. Perché? Perché ci sono degli studi che non si sa chi li ha scritti, però devi fare così. No, la natura specialmente ci insegna che può cambiare repentinamente nel giro di pochissimo tempo, e noi lo abbiamo ben capito insomma in questi ultimi mesi. Certo. Quindi anche l'adattarsi, il capire ed essere creativi e collegare tutte le cose, quello è sintomo di creatività che, se non la si fa raggiungere già fin dalla tenera età al bambino, se non gliela si libera questa parte, poi diventeranno piatti da grandi, non avranno capacità di parlare, resteranno come lobotomizzati. Purtroppo. Senta, professor Previatello, quello che a me interessa anche a sentire cosa ne pensa, qual è la sua impressione, con tutti questi diserbanti, adesso c'è questo, un altro prodotto che per le viti, che qualcuno è favorevole, non faccio nome naturalmente, ma lei ha capito, mentre gli agricoltori e quelli che coltivano viti, soprattutto biologiche, non ne vogliono sapere. Qualche politico dice ma lo adopereremo una volta sola, non lo adopereremo più di una volta, però io mi domando se per cortesia vogliono dirci anche la verità. Fa male o non fa male? Non sempre la via di mezzo, siccome il grigio io non lo sopporto, o è bianco o è nero, il grigio mi dà fastidio, mi offusca la vista, quando vedo grigio, e tutti noi quando vediamo grigio non vediamo bene. Allora, cosa ci dice di questi prodotti? Allora, come tutti i prodotti, io le dico già, fanno male, punto. Questo è già il punto di partenza. Che poi dopo mi si voglia dire che da un punto di vista dell'organizzazione aziendale, delle lavorazioni e di tutto quanto, non c'è la possibilità di sostenere determinati costi e quindi si utilizzano anche dei diserbanti, allora lì entriamo in un mondo che è quello dell'organizzazione del lavoro, di come oggi il lavoro in campagna per anche necessità alcune volte lo si porta avanti in questa maniera perché magari risulta più conveniente fare magari un determinato trattamento sulla fila con un diserbante piuttosto che una lavorazione. Allora lì cominciamo a parlare di qualcosa di diverso, però se vogliamo cominciare a parlare se effettivamente fa male oppure no, qualsiasi prodotto, come qualsiasi medicina anche che noi prendiamo, ricordiamoci che ha da una parte un lato positivo, ma dall'altro quello negativo, con delle ripercussioni sulla salute. Quindi
Sicuramente ci saranno dei dosaggi per i quali, se utilizzati nella maniera opportuna, non vanno a ledere nel medio-lungo termine la salute dell'individuo, però dire che è come l'acqua, no. Allora, un'altra cosa, Previatello, quello che però non riusciamo a capire è che forse il business ha superato il buon senso, sì, la logica. Allora, se io adopero questi prodotti ho una quantità molto superiore rispetto a quello che potrei fare se non adoperassi questi prodotti. Ho molto meno lavoro, anche faticoso, che mi permette di realizzare un quantitativo notevole. Ma e la salute dove sta? Io questo che è quello che mi domando, ma esatto, interessa la salute dei cittadini o continuiamo come con i PFAS che se lo sanno da tutto il mondo che fanno malissimo e noi dobbiamo ancora mettere in sicurezza il sito? Allora, lei che insegna anche questo in questo importante istituto agrario, ma i ragazzi cosa dicono? Ne parlate di questo? Ecco, come rispondono alle domande che magari vengono loro poste anche su questi prodotti, perché loro devono essere a conoscenza, perché studiano agraria, perciò devono sapere. E che mi garantisce poi che questi coltivatori li adoperano nella maniera giusta, nel modo giusto? Chi è che controlla questo? Ma noi comperiamo tot, firmiamo, sappiamo cosa comperiamo, noi cosa vendiamo. Cioè, ma chi è che controlla alla fine? Allora, partiamo da un presupposto che da un punto di vista agronomico, se un agricoltore, e qua apriamo un vaso di Pandora, perché veri agricoltori oggi ce ne sono rimasti pochi, ci sono tanti imprenditori, però che si possa dire il vero agricoltore, che io intendo quello che conosce anche la piccola parte del suo campo dove c'è una buchetta che bisogna stare attenti, oppure ce ne sono rimasti pochi, perché ormai le mega aziende spopolano dappertutto, dove a capo vi è un imprenditore o comunque qualcuno che ha dei soldi da investire, e il vero agricoltore purtroppo è relegato a vivere di stenti, perché questo fa il vero agricoltore oggi, fa un sacrificio e vive di stenti. Comunque un vero agricoltore, se è un agricoltore, la prima cosa che fa è una regola, e qua cito il mio vecchio professore di agronomia Luigi Giardini, che se si parte dalla buona pratica agronomica, quindi dalle lavorazioni fatte in maniera opportuna, lavorazioni del terreno fatte nel modo giusto, nel momento giusto, i trattamenti, qualsiasi essi siano, vengono limitati in maniera proporzionale. Quindi quando uno conosce bene il suo campo e conosce bene il suo lavoro, sa anche come evitare tante cose o limitarle. Detto ciò, con i ragazzi spesso e volentieri parliamo e a loro insegno proprio questo. Voi un domani, che siate piccoli, che siate in grande, voi dovete partire dall'essere agricoltori, ma agricoltori veri, agricoltori. Perché il problema è che nessuno qua ha capito che l'agricoltura non può essere trasformata in un'attività imprenditoriale, perché l'agricoltura produce cibo. Facciamo cose da mangiare, ragazzi, non si scherza. Se noi vogliamo diventare in Veneto come essere in Argentina o in Brasile, là muoiono come mosche. Usano dei prodotti che da noi sono stati ritirati 40 anni fa. Ma stiamo scherzando? Allora, dobbiamo cominciare a ragionarci sopra su queste cose e a fare un discorso molto serio. Il vero agricoltore deve avere cura del suo campo come se fosse una casa. La deve mantenere come la propria casa, gli deve voler bene, perché il suo campo, se lo tratti bene oggi, ti darà anche i frutti domani. Se invece lo maltratti, come si vede spesso oggi, quel campo lì diventa sterile. Quel campo lì a lungo andare si ammalerà, avrà sempre più bisogno di fertilizzanti chimici, avrà sempre più bisogno di apporti diversi, non naturali, per modificare il danno fatto. Ma sarà sempre un dare a parare, fino a quando poi arriveremo all'inevitabile conseguenza che quel campo produrrà sempre meno, fino a quando non produce più, perché la terra è viva. Se lei vede oggi la maggior parte delle campagne
necessitano sempre di concimazioni, le concimazioni poi adesso si cerca di ritornare, c'è anche un ritorno alla concimazione organica, quindi si cerca di sfruttare se ci sono delle stalle, degli allevamenti vicini per ritornare un attimo, perché in tanti e tanti anni di concime chimico dove si passava così col span di concime, ma sì dai va là gli diamo quello, la terra si impoverisce. Tutta quella parte fatta di piccoli microorganismi viventi nel terreno si vengono a perdere e non li recuperi più se non ricominci a trattarla bene. Il terreno è sacro, bisognerebbe baciarlo delle volte. E invece noi pensiamo che il terreno sia come una fabbrica che fa delle viti. Allora glielo dico sempre ai ragazzi, voi non avete in mano una fabbrica che fa scatole di viti. Le viti le mettete là, con i suoi bulloni, se non le vendete oggi le venderete domani. Però il prezzo che voi stabilite è quello. Quello che voi producete in campagna oggi ha un prezzo bassissimo che vi farà fare la fame. Domani quel materiale lì, quel cibo, quel prodotto che voi avete va a deperire e vale ancora meno. E se voi trattate male il vostro terreno vi darà sempre meno, che andrà a deperire e che costerà ancora meno. Pubblicità. E siamo col professor Claudio Previatello, docente di economia agraria e gestione del territorio all'Istituto Agrario Bellini di Trecento Rovigo. Abbiamo collegato Hermes Cellotto, residente Loggia dei Idealisti. Vediamo le foto, altre foto. Allora, come commenta queste parole che ha detto il professor Claudio Previatello per far capire che siamo in un limbo? Se qualcuno vuole ascoltare, se possiamo vivere in serenità, mangiare sano, perché mangiate sano, sì, se mi dici dove che devo andare a prendere il mangiare sano, ecco, lei che continua invece con i suoi giochi, con queste attività di cercare anche di fare dei passi indietro, di far creare questi ragazzi che non hanno nessuna colpa, fra poco comincio a dire che sono nati nel momento sbagliato, poveretti, perché gli anche sta sfortuna. Prego Hermes. Allora, noi, per quanto riguarda il mangiar bene, noi spesso organizziamo appunto delle cene, degli incontri come associazione e ci rivolgiamo soprattutto al territorio. Quindi crediamo di mangiare sano, diciamo, quindi niente cose importate o da altre parti, insomma. No, per quanto riguarda invece i giochi e le nostre attività, appunto, come dicevo, noi ci focalizziamo perché vogliamo essere un punto di aggregazione. Negli ultimi anni, anche grazie di nuovo a Villa Margherita e alla disponibilità che abbiamo degli spazi, siamo riusciti ad attirare più persone. Abbiamo soci, come potete vedere dalle foto, di varie età, abbiamo sempre più giovani che sono interessati e i nostri tipi di gioco appunto sono dei giochi di intelletto, diciamo così, di immaginazione, dove raramente si usano supporti tecnologici ed è tutto un parlare, un discutere, un cercare. Ci ispiriamo a varie fonti, possono essere film, libri soprattutto, e tutto questo porta sempre a una ricerca costante di nuove informazioni. Quindi oltre che al gioco, spesso i nostri soci approfondiscono le proprie conoscenze in vari ambiti, da quello storico o anche puramente quello culturale, riferendosi a libri o anche film o musica, perché tutte sono forme d'arte e di cultura, insomma. Inviteremo anche il professor Previatello con la sua classe, con le classi, per vedere, ecco, visto che faremo questo grande avvenimento, perché sarebbe anche bello far vedere a questi ragazzi, a mio avviso, che ci sono anche altre realtà che magari non conoscono. Abbiamo in linea il nostro Vladimiro da Rovigo, proprio da Rovigo. Presenta il professor Previatello. Vai Vladimiro.
Chiamo appunto perché sono da Rovio. Allora volevo fare una domanda al professore, proprio volevo fare proprio due parole veloci, storiche, nel senso che Trecenta sia la sede dell'istituto agrario è una cosa che ha un gran senso, perché Trecenta è un centro agricolo molto 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 antico. Esisteva ancora ai tempi di Roma, lì nel suo territorio passava una volta, ancora passa in parte adesso, due importantissimi fiumi per la zona, il ramo del Po de Adria e il fiume Tartaro. Trecenta è stato un centro nel quale convergeva territori di diverse città attorno, Este, Verona, Mantova, ma anche Ferrara e parzialmente anche Adria. Trecenta infatti come corte agraria non ha quasi nulla di tradizione adriese, polesana, ma molto di più ferrarese. Era solo per dire che comunque era un centro molto azzeccato come sede di istituto agrario. Volevo fare una domanda al professore, prendendo come esempio lo spopolamento che c'è in montagna, che crea problemi alla cura e alla tenuta del territorio montano. In Polesine, negli anni 50, siccome che non c'erano molti macchinari agricoli, servivano molte braccia per lavorare nei campi, e l'idea di paesi che adesso ha 1500-1600 abitanti, che all'epoca arrivava a avere 5-6 mila abitanti, perché appunto serviva tante persone per lavorare nei campi. Era come dire delle frazioni che erano immense. Dopodiché con la meccanizzazione che è stato uno spopolamento enorme, no? Quindi molte zone del Polesine, della campagna, semplicemente spopolate. Mi rifaccio la domanda al suo discorso della cura del territorio. È possibile che anche in pianura lo spopolamento così immenso possa creare problemi di cura e di tenuta del territorio della campagna, così come si sta verificando in maniera visibilissima in montagna? Oppure il fatto che la meccanizzazione che fa sì che un macchinario che fa lavoro di 7 o 8 persone comunque riesce a tenere in piedi la situazione? So se mi so spiegare. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, prego professor Previatello. Ringrazio il signor Vladimiro per la bellissima introduzione del suo discorso sull'istituto che ho l'onore di rappresentare. Insomma, mi fa molto piacere sentire che anche il territorio locale risponde bene nei confronti della nostra scuola. Le dirò, per quanto riguarda la pianura, purtroppo è una cosa che io sto ravvisando tantissimo. C'è uno spopolamento anche oggi in Polesine, non solo da un punto di vista dell'agricoltura, ma proprio anche dal punto di vista scolastico. Ciò purtroppo credo sia dovuto anche ad un fattore principalmente. Allora, tanti dei nostri ragazzi, anche magari persone che hanno la mia età, finiti gli studi, invece che rimanere nel proprio territorio, per questioni lavorative sono dovuti emigrare e quindi cercare fortuna o all'estero oppure in altre province più ricche. Anche se qualche politico dice che non è vero. È vero oppure no, è così, perché i numeri sono quelli. Se mi guardo le persone che erano in classe con me alle superiori, ce ne ho ben poche insomma che sono rimaste ad abitare a Rovigo. Io ci sono rimasto, mi sono messo in gioco, però non tutti quanti abbiamo la stessa sensibilità e non tutti quanti abbiamo le stesse aspirazioni, quindi è un dato di fatto e naturalmente se si vanno a fare una famiglia altrove i figli li portano altrove, semmai riusciranno a fare dei figli, perché intendiamoci, con la vita che c'è del mondo d'oggi, frenetica, più di qualcuno sceglie di non fare figli. Ecco, questo è un fatto gravissimo, perché la famiglia non dovrebbe mai essere messa in discussione. La famiglia dovrebbe essere un punto cardine, lo è stato per l'economia italiana per tanti anni. Oggi sembra quasi che la famiglia non debba neanche più esistere, e questo ha delle fortissime ripercussioni sociali e anche sull'educazione. Tornando a noi, le macchine, la meccanizzazione, sicuramente ci sono dei mega trattoroni adesso che fanno delle lavorazioni, lavorano ettari in un giorno e possono tranquillamente sopperire alla mancata manodopera. Però, c'è un però, mio
un mio parere, per carità, però credo che questo lavoro di massa generalizzato con macchine così grandi, che tra l'altro mi possono fare tutti i vari studi ingegneristici che dicono ma hanno le gomme proporzionate, quindi pestano poco, qua e là. C'è niente da fare, ci sono dei mega trattoroni da 300-400 cavalli che fanno perfino paura. Una volta i nostri nonni andavano con dei trattori da 50, 60, 80 cavalli, 100 cavalli era il trattore più grande e poi c'era anche tanta manodopera. La macchina per manutenzionare un territorio ha bisogno il più possibile che ci sia lo spazio di movimento. Pensi solo una scolina, se c'è un operatore che va a pulire una scolina, la pulirà e se ci sono degli alberi li rispetterà. L'operatore che è sopra la macchina, che magari ha anche un po' di fretta, sa poi lungo i bordi stradali, se c'è l'albero mi tocca tirare dentro il braccio, fare così, cominciano a dire, beh, magari quell'albero lì lo possiamo togliere che così faccio una tirata unica. Ecco, questo è solo un piccolo esempio per farvi riflettere su il fatto che sì, il carico di lavoro lo si sostiene, però bisogna vedere come. Cominciamo ad agevolare le macchine, ma non agevoliamo più la nostra qualità di vita. Capite? La macchina deve essere al servizio dell'uomo, non l'uomo che diventa al servizio della macchina, ed è questo che nessuno vuole capire. Siccome non vogliamo farci mancare niente questa mattina, vorrei parlare anche della farina fatta con gli insetti. Professore, cosa ne pensa? Mangeremo questa farina? C'è un altro business sotto che noi ancora non conosciamo su questo meraviglioso paese dove tutti ci invidiano la gastronomia, i prodotti locali. Ecco, prendiamo dall'Argentina, come ha detto, dal Brasile, dal Marocco, dalla Tunisia e non riusciamo a mangiare i prodotti dalla Sicilia. Ma sono pochi, non arrivano. Perfetto, ci raccontano sempre quello che vogliono. Prego, professore. La farina degli insetti che se la mangino pure loro, che così ci leviamo. Però sì, non ci sarà più la carne, dovremo arrivare a quello in futuro, in un futuro anche lontano magari. Lei cosa dice? Ma io dico che il futuro è ancora tutto da decidere, vediamo, perché onestamente, ascoltate, ma è possibile che una volta l'azienda agricola media aveva 10 ettari di terreno e aveva le sue bestie in stalla e c'era carne e latte per tutti, erano molto più poveri, ma guardate che bene che mangiavano. Adesso qualcuno mi dirà, ma ecco retrogrado. No, pian, qua non è essere retrogradi. Qua è cominciare a pensare in maniera più logica e razionale e senza un'ottica che è solamente imprenditoriale e legata alla materia. Noi stiamo perdendo il senso della realtà. Dobbiamo produrre cibo, ma è possibile che noi non abbiamo mai mangiato insetti in vita nostra, adesso ci dicono che dobbiamo mangiare le cavallette, le formiche, i grilli, ma stiamo andando via di testa. Ma che ripercussioni potrà avere? Guardiamolo anche da un punto di vista salutistico. Noi che non siamo neanche abituati a mangiare determinate cose, ma che ripercussioni potrà avere sulla nostra flora intestinale? Qua ci vorrebbe il parere di un medico, ma ci sarà sicuramente il medico che dice ma no, e dopo però ci sarà quello che ti mette la pulce nell'orecchio, che ti dice, ma forse qualcosina. Mangia qualcos'altro. Poi c'è anche un'altra cosa da dire. Parlano degli insetti perché così non facciamo più la crudeltà sugli animali. Ma non è una crudeltà anche sull'insetto? Lo friggi vivo? Non è crudeltà quella. Siccome l'insetto fa meno rumore di un bue, no, a me sembra che siamo qua, c'è troppo politicamente corretto e poca razionalità. Allora, il cibarsi di qualcosa prevede un sacrificio, che sia fatto da una pianta, che sia fatto da un animale, c'è sempre un sacrificio. Ci vorrebbe più un'educazione alimentare oggi che insegni ai nostri ragazzi che tutto ciò di cui noi ci cibiamo prevede un sacrificio e questo sacrificio deve essere onorato come? Cibandoci in maniera sana, non eccedendo nel cibo, quindi assumendo in maniera regolare il nostro cibo in maniera bilanciata e cercando di mangiare bene. Allora quello diventa qualcosa, ma no la farina di insetti, ma no la carne sintetica, ma di che cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando? Antonio da Padova, vai Antonio! È caduta la linea. Allora, Celotto, vediamo se Antonio riesce a riprenderla. Celotto, come commenta queste parole?
Sono d'accordo con il professore su tutta la linea. Il futuro non è ancora definito, quindi per il momento cerchiamo di mantenere le nostre buone abitudini sul cibo, mangiando in modo equilibrato e sano quello che riusciamo a produrre in modo sano. Su questo sono pienamente d'accordo. Poi per il futuro vedremo quali saranno le novità e cerchiamo di non portarle troppo avanti. Allora, Celotto, lei vive anche su un posto anche bello perché vive in montagna, perciò sono anche, c'è è diverso, diciamocela la verità, per carità sarà faticoso, si sarà spopolando, però è un ambiente diverso. Ecco, quando arriva da noi Celotto o quando va al lavoro, cos'è che vede, che nota la diversità subito che traspare? Io dico sempre che quando vado al mare e passo il Friuli, arrivo il Veneto, quando sono sul ponte che divide, l'aria è già diversa. Io sento subito che l'aria è diversa e dico siamo in Veneto. Cioè non è che lo dico tanto per dire, proprio sento che cambia qualcosa. Tanto è vero che là c'è molto più verde, ci sono molte meno case, c'è un'altra realtà. Ecco, lei cosa vede quando arriva qui da noi dopo aver respirato, quando apre queste finestre, si spera almeno, quest'aria bella, pura, questo paesaggio meraviglioso? In realtà non vivo in montagna, ma ci lavoro perché lavoro in quel di Belluno, poi io ritorno qui a Santa Lucia dove vivo, quindi però sì, c'è una certa differenza. Si vive sicuramente, c'è un'aria più respirabile e si sta anche meglio con le passeggiate che si fanno, eccetera. Non ho queste grandi differenze, dato che comunque stando a Santa Lucia io mi considero ancora in campagna, quindi non ho lo smog, però comunque una certa differenza c'è. Sicuramente nel bellunese, in montagna, l'ambiente è sicuramente più salutare. Si sta spopolando? Sì, probabilmente sì, perché la pianura probabilmente offre più opportunità, soprattutto da un punto di vista lavorativo, ma ripeto, io lavoro lì, non ho grandi riscontri, diciamo, sul perché magari la gente si sposta. Perché trova pochi servizi. Ecco, la risposta è molto semplice, specialmente i giovani, pochi servizi, loro hanno diritto anche a divertirsi e per divertirsi bisogna spostarsi, non c'è niente da fare, inutile che... Poi l'hanno raccontato qui in diretta, io se voglio qualcosa devo spostarmi perché no, non c'è assolutamente niente, o mi adatto a quel sistema, ma a 16, 18, 20 anni hai bisogno anche di qualcos'altro, la maggior parte, tanti no. Abbiamo Fabio da Padova al posto di Antonio, ha preso la linea. Fabio. Ciao Mirella e saluto tutti. Ciao. Tutti quanti. No, era curioso sapere la farina di grilli. Io non ho mai sentito che c'è un allevamento di grilli. In Italia no, di sicuro, credo. E poi volevo capire come si allevano i grilli. Cioè uno come fa a fare questa quantità enorme di grilli per fare la farina? Cioè, sarebbe curioso sapere questo. Bravo Fabio, bravo, bella domanda Fabio, interessante, bravo. Allora, dove abbiamo i grilli? Hai finito Fabio? Vuoi aggiungere qualcos'altro? È andato, prego. Allora, mi sembra ci siano già 2 o 3 aziende in Italia che stanno cominciando ad iniziare una produzione di questo genere. E si fanno in strutture dette biofabbriche. Già il nome non è molto incoraggiante. Sono fabbriche. Guardi, onestamente queste cose qua prevedono, probabilmente non ne sono molto esperto in materia e guardi, me ne vanto
perché non ne voglio sapere niente. Qualsiasi cosa che riguardi una cosa di questo genere io preferisco dissociarmi, perché non è una cosa propedeutica né alla salute e neanche all'educazione, e io come insegnante mi rifiuto di insegnare una cosa del genere ai ragazzi. Ai ragazzi insegno l'utilizzo di insetti utili per la coltura delle piante, ma non l'utilizzo di insetti da mangiare. Mi dispiace, ma io di queste cose qua non voglio proprio sapere niente. È una mia opinione, per carità, però rivesto un ruolo che è prima di tutto educativo e devo dare io l'esempio ai miei ragazzi, e ogni giorno quando li guardo in faccia non posso raccontargli le fregature, non posso raccontargli che una cosa così va bene, ma va bene per cosa? Per mettersi dei soldi in tasca? Ma stiamo scherzando? Poi magari voglio vedere se chi farà la farina di insetti a casa sua mangia farina di insetti oppure si prende le belle fiorentine così. Sarei proprio curioso. Allora, un'altra cosa importante da capire, adesso inizia la primavera, iniziano questi frutti e queste verdure meravigliose, adesso è il periodo delle fragole. Mi scusa, professor Previatello, se mi può dire quando che posso mangiare una fragola buona, perché mi non riesco più a capire, mi dice che non capisco niente, che forse sbaglio andare a comprarle, mi devo comprare da tante parti, sempre queste fragole bellissime all'esterno, e sempre fragole di cappuccetto rosso, belle, i 7 nani, rosse, belle, mature, e sa da plastica. diversi a fragola, se bianca, plastica dentro, non sa da niente. E costa, perché costano anche. Ma cosa stiamo mangiando, professore? Ho preso la fragola perché adesso è il periodo delle fragole. E teniamo conto che in alcuni supermercati le fragole ci sono tutto l'anno. È vero. Roba, anche i meloni potrebbe trovare tutto l'anno. Ma le sembra una cosa normale? Le fragole, il periodo dovrebbe iniziare di solito, le prime che noi abbiamo in serra, si vedono già dalla prima metà di aprile, perché magari sono quelle del nostro meridione, dove ci sono diversi distretti che producono la fragola, ma quelle, siccome sono molto buone, in Italia ne rimangono poche. Avete capito? E costano molto, giustamente, perché se vede determinati impianti, come vengono realizzati, ci sono dei costi di gestione mica da scherzi, Il discorso che diceva prima, poca produzione ma ottima qualità, sì. E non puoi pretendere di pagarla. Infatti vanno tutti all'estero. Vanno tutti all'estero, ecco perché non mangio le fragole. Poi abbiamo la versione 365 giorni all'anno, dove lei compra un prodotto che molto probabilmente arriverà da qualche stato dove i diritti civili sono stati aboliti da tempo, non sono neanche mai esistiti, e le compra magari €1,99 al cestino, dei bei fragoloni grandi così, che fanno voglia solo a vederli, magari staccate che non sono ancora nella fase di maturazione, ma poi ci mettono la polverina magica e improvvisamente diventano rosse. E questo purtroppo è una cosa che è un po' il segreto di Pulcinella, intendiamoci, è una cosa che non riguarda solo le fragole, riguarda tantissime produzioni agricole che oggi entrano in Italia, vengono addirittura alcune commercializzate bio, perché anche, ad esempio, avrà mai sentito dell'olio bio tunisino? Ecco, guardi, è la stessa cosa anche su altri prodotti. Ma con che protocollo bio? Con quello italiano? No, assolutamente, perché a noi ci basta che lo dicano che è bio là. E loro chissà che protocollo hanno di bio, chi è che lo va a vedere? Però noi ci fidiamo. Giusy da Dosson, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Molto interessante stamattina il dottore che hai lì in studio, perché a me piace molto l'agricoltura, io e Alfonso siamo così, va bene. Volevo dire una cosa, non so Mirella se era ieri che un medico o l'altro ieri nella tua trasmissione ha detto che uno ha chiesto se la farina di grilli ha il glutine. Allora ha detto il medico che non è farina quella dei grilli e certamente non ha neanche il glutine. Non è farina, non si chiama farina. La farina è quella del grano, quello fa farina, ma no i grilli. E poi Mirella, le fragole è l'unico frutto che assorbe più di tutto l'inquinamento, perché non vanno lavate bene, cioè non lo so, a parte a me non piacciono, hai capito, non c'entra niente.
ma è il frutto che assorbe più inquinamento di tutto. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Allora, prima di rispondere alla nostra Giusy col professor Previatello, salutiamo anche Hermes Celotti che ci deve lasciare. Come ci saluta Hermes? Allora, vi saluto dicendovi che vi aspettiamo il 7 maggio in Villa Margherita per una giornata open con la nostra associazione, e poi vi aspettiamo a giugno, il 17 e il 18, per 2 giorni di giochi e divertimento, sempre in Villa Margherita. Grazie. Grazie a Hermes Celotti, presidente Loggia degli Irrealisti. Grazie e buona giornata. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Grazie. Allora, professore, rispondiamo alla nostra Giusy. Sì, allora, aspetti, quali erano le domande che adesso salutando... Che non si chiama Farina, assolutamente. Sì. Beh, quel medico ha risposto molto bene. Ha risposto veramente bene, perché delle volte no, il mondo di oggi ci costringe a non fare determinate affermazioni e bisogna sempre trovare il modo giusto di dire le cose, se non rischi di offendere probabilmente qualcuno che si sentiva un grillo o una cavalletta. Allora a questi signori rispondo anch'io che per essere farina, giustamente ha detto questa persona, deve provenire da un cereale, se no di cosa stiamo parlando? Quello è un macinato di qualsiasi roba che c'era con il grillo e anche dentro il grillo, perché il grillo viene fritto con tutte le interiora e anche tutto quello che c'è dentro le interiora, senza dire delle parolacce. Ecco, però ce le mangiamo, che bello, che buono, che bontà. E le fragole, che Giusy dice che appunto assorbono tutto l'inquinamento? Allora, le fragole sono, diciamo per natura, tra gli ortaggi che hanno la capacità sicuramente di assorbire al suo interno una buona dose di inquinanti nel momento in cui noi glieli diamo. Allora, lei mi capisce che se invece di utilizzare contro la muffa o contro gli insetti determinati prodotti che sono specifici per la fragola e che quindi magari hanno un tempo di latenza sulla pianta di 2 o 3 giorni, andiamo in paesi dove utilizzano dei prodotti che da noi li hanno tolti perché hanno 90 giorni di permanenza sul frutto, e lì ce li mangiamo tutti, e che buoni, e sentirà che profumo, che gusto, non marciscono mai. Chissà perché. È riuscito a prendere la linea il nostro Antonio da Padova. Vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Anche gli ospiti. Argomento interessante. Guarda, ho una certa età e io mi ricordo che mio papà lavorava nei campi ed era sotto una fattoria dove c'era il fattore e se lavorava andavano in campagna a zappare qui e là. E te vedevi i contadini sempre in mezzo ai campi. Io adesso abito in una zona piena di campi, non vedi mai i contadini, vedi questi motori satellitari che fanno, che brillano, dopo un po' viene tutto un campo pieno di grano, di verde, tutto ben coltivato, cioè, non vedi più manodopera, cioè, non capisco perché una volta... voglio dire un'altra cosa, perché mi divento matto con questo discorso dei cibi con gli insetti. Per quale motivo la televisione, la RAI, è l'asso di briscola, inizia già a propinarci la roba di insetti? La RAI la chiamano farina di insetti, sono programmi che fanno vedere che si mangiano gli insetti, cioè, ma io dico una cosa, ma siamo così stupidi o è la RAI che è stupida? Se io voglio mangiare un po', perché devo mangiare un pezzo di carne? Attenzione Antonio alle parole, attenzione, sei in diretta. Ma guarda che se siamo messi così male è proprio per colpa di quelli che sono là in televisione, perché mi vengono a dire che la farina di insetti fa bene e qui che là. E sono loro stessi che ci propinano e dopo noi pecoroni, scusa l'espressione, beviamo tutto, siamo condannati, anche perché, diciamoci la verità, ma questo qui è serio. Io mi ricordo i programmi che faceva Enzo Tortora, i programmi Portobello al venerdì,
che la gente si chiudeva in casa per guardare, ma pensate, alla sera che avevo 20 anni, mi chiudevo in casa a guardare Portobello. Che fine ha fatto Portobello? Tac, spacciava droga. Fatalità, era uno che inculcava una certa cultura agli italiani, l'hanno incastrato con la droga. E adesso ti vedi con una certa televisione, Grande Fratello, il Grande Bordello, è una cosa. Ti vedi? E questa qui è Mirella Luce. Ci stiamo cascando in un sistema che non c'è più nessun valore, non c'è più niente. Io non lo so, io non ci capisco niente. Io vorrei scappare da questo paese perché è un controsenso questo paese qua, no? È contro una logica. Adesso ci si meraviglia perché non nascono più figli. Per forza non nascono più figli. Io quando avevo 20 anni andavo a lavorare, la mia busta paga era passata al 16%. Ho ancora le buste paghe, Dio santo, al 16%, non al 33 e 40% che c'è adesso. E ci meravigliamo perché non sono più figli. Ma grazie al cavolo, Dio buono. Tu lavori 3 mesi, un mese lo devi dare al governo. Buongiorno e grazie. Grazie al nostro Antonio. Pubblicità. Sono Rossi Giancarlo, sono il presidente della Treviso Baseball Soft and Furious e abbiamo sicuramente accettato di poter venire qua con una dimostrazione di baseball insieme con gli amici del Ponzano Baseball con i quali collaboriamo e grazie a loro se esistiamo ancora a Treviso. Scusate se dico questo perché è la pura realtà. Niente, abbiamo accolto questa opportunità proprio per dare spazio, per far conoscere il nostro sport, per far vedere che siamo anche presenti in questa realtà. Sicuramente uno sport minore che comunque sta dando, cerchiamo sempre di implementare, cerchiamo sempre di darci da fare, pura passione e ovviamente il nostro impegno è massimo, ci speriamo veramente di poter raggiungere dei risultati e il prossimo anno di riportare anche a Treviso il softball, ovvero il baseball femminile. Questo è il quanto. Oggi speriamo che sia una giornata di festa, vediamo che i ragazzini stanno provando, si stanno cimentando e comunque a questo punto io darei più che altro la parola all'amico Ennio che veramente ci ha fatto un favore enorme e ringrazio veramente col cuore per quello che ha fatto per noi. Salve a tutti, io sono Ennio Sari, General Manager del Baseball Ponzano Veneto Blue Fioi. Noi siamo una realtà da Ponzano ormai da 38 anni, per cui quest'anno siamo su 39. La nostra mission principale è il settore giovanile, per cui noi vogliamo incrementare in modo esponenziale i giovani, rivolti a tutti i giovani, anche proprio sfruttando questa manifestazione sull'inclusività, cioè interagire con anche socialità diverse e anche con ragazzi che hanno delle problematiche in modo tale da dare a tutti la possibilità di fare uno sport. Il baseball è uno sport, il baseball e il softball, che è la parte femminile, sono degli sport completi che danno la possibilità ai ragazzi di divertirsi e di ottenere delle soddisfazioni sia personali ma soprattutto sociali, cioè nel senso di squadra, tali che possono aiutare l'inserimento in qualsiasi contesto. Se qualcuno non ci conosce, basta solo che cliccate Blue Fioi su qualsiasi social o internet e ci trovate, e io spero che queste manifestazioni portino una diffusione del baseball e del softball e del baseball 5, che è l'emergente nuovo, in modo esponenziale, proprio per poter dare oltre l'immagine di uno sport minore, ma portare i ragazzini a fare uno sport che è meraviglioso e meraviglioso è molto limitativo. Grazie a tutti voi. Diceva giustamente Ennio per quanto riguarda il Baseball 5 che abbiamo già organizzato a settembre, siamo stati i primi in Italia, scusate, a febbraio di quest'anno abbiamo organizzato il primo torneo internazionale di Baseball 5 dove avevamo visto la partecipazione di due squadre della nazionale italiana, una slovena, un misto che erano praticamente tra americani e latini, abbiamo avuto anche la Basilicata, Aosta, una squadra di Verona.
Il prossimo anno ci stiamo dando da fare per aumentare ancora il numero e questa, diciamo, manifestazione verrà riproposta il prossimo anno a febbraio. Ovviamente dove avremo la presenza anche di altre squadre straniere di una certa caratura. Baseball 5 è un progetto che si sta portando avanti anche nelle scuole, dove che permette l'inclusione dei ragazzi e dà la possibilità agli studenti, soprattutto una cosa molto particolare, di potersi tesserare con la federazione e avere l'opportunità di partecipare a tornei e in maniera particolare di poter essere scelti e selezionati anche per la nazionale italiana. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Baseball 5 perché? Perché ovviamente non ha bisogno di grandi spazi, non si utilizzano mazze, non si utilizzano i guanti, però è rappresentativo del nostro sport in quanto le regole sono abbastanza simili. E quindi noi in questo ci crediamo e vogliamo andare avanti e sicuramente non molleremo mai. Grazie. Allora, prima di presentare gli ospiti, perché sono due, è rimasto con noi anche il professor Previatello, do la linea subito a Gianfranco Valeri da Cessalto, perché sono convinta che vuole parlare col professor Previatello e dire qualcosa. Ciao Gianfranco. Sì. Buongiorno signora Binella. Buongiorno. Buongiorno al professore. Professore, proprio a lei mi rivolgo. Io sono una testimonianza viva di come era la campagna una volta e come è adesso. Ecco, io ho 72 anni e praticamente mi ricordo la mia campagna con mio nonno che mi portava fuori alla mattina, quando avevamo un po' che non si stava bene, ci faceva camminare sulla risaga, in mezzo alla campagna, in mezzo alla vigna, dietro i fossi, dappertutto. Era una delizia la campagna una volta. E poi si immagini, i lavoratori andavano fuori alla mattina, lavoravano, li portavano anche a mangiare sui campi, però quando erano le 10 andavano a casa perché c'era il caldo, poi dottore, si andava fuori alla sera sempre con mio nonno e si andava a sentire il concerto. Avevamo un posto che c'erano gli usignori che cantavano, che lei doveva vedere, però adesso era tutto bello, però avevamo un lato negativo quella volta, professore. E una volta, quando io poi ero ragazzino, andavo a rispondere messa, quando moriva uno di 60 anni era vecchio. Non c'era niente, era vecchio, la mortalità era molto... E invece in questi anni abbiamo inquinato tutto, praticamente viviamo di più. Io spero come hanno inquinato, che fanno anche le medicine di vita, adesso fanno anche il vaccino per il tumore e andremo sempre avanti, però di certo non sarà niente. Però dottore, ecco, volevo un'altra cosa sul bio, voglio dirle, se lei viene qui da me, lo porto io dove c'è il bio, non si vede neanche un mixellino, allora vuol dire che il bio, insomma, ha qualche dubbio anche là, cioè, capito il discorso? Perché sennò non si vedono le rane, non si vedono più i rospi, non si vedono più i grilli, non si vedono più niente, allora il bio, non so se è solo scritto nella bottiglia o quel caso di vero ci sarà, non voglio mettere in dubbio chi certifica il bio perché saranno il suo mestiere, però io che sono osservatore queste cose non le vedo più. Ecco, volevo il suo parere, buongiorno e grazie, buon lavoro dottore. Allora, grazie a Gianfranco Valeri. Allora adesso presento gli ospiti, poi il professor Previatello risponderà al nostro Gianfranco Valeri. Allora abbiamo in presenza Mario Sanson, delegato provinciale CONI, mentre abbiamo collegato Andrea Borgato, atleta tennis da tavolo paralimpico. Ciao Andrea, grazie di essere qui con noi, grazie Andrea veramente. Oggi parleremo anche di sport perché a Villa Margherita è stato un successone, guardate veramente, che si ripeterà il 1° maggio con grande concerto anche di Radio Fiera. Però devo ringraziare il delegato provinciale CONI, mandato dal presidente Dino Ponchio, che voi conoscete, spesso ospite qui da noi, per il supporto che ci ha dato. Niente nasce a caso, ci vuole impegno, ecco, ci vuole dialogo e ci vuole soprattutto fare rete, unire. Prego Sanson. Sì, buongiorno a tutti, hai perfettamente ragione. Comunque posso essere sincero, non ho avuto difficoltà nel reperire, nel parlare, nel comunicare con alcune società sportive che hanno partecipato perché sono molto ok su questo tipo di meccanismo, su questi discorsi diremo, e su un aspetto
importante che sta, come si può dire, attraversando in maniera trasversale tutto lo sport, tutte le società sportive, che è quello dell'inclusione in sostanza, dell'accogliere e nel rendere, diremo, eliminare qualsiasi discriminazione all'interno di tutta la popolazione e di tutta la popolazione sportiva in sostanza. Grazie a Mario Sanso. Allora sentiamo anche Andrea Borgato, questo atleta paralimpico, questo sempre impegno, questo su un ambiente veramente anche importante, perché voi occupate degli spazi veramente importanti, perché date la possibilità ai giovani di fare qualcosa di diverso, di muoversi soprattutto, di giocare. Prego Borgato. Buongiorno a tutti, Mirella, il delegato Sanson, ne approfitto per porgere un saluto ai vostri telespettatori e al mio amico Alvise De Vidi, che è un trevigiano, esatto, atleta paralimpico. Che è poi di San Biagio. Dell'atletica in carrozzina, col quale ho anche giocato a tennis tavolo per qualche anno. Sì, sicuramente lo sport paralimpico offre soprattutto ai giovani che hanno un qualche problema fisico di imparare una disciplina che gli fa sicuramente bene dal punto di vista riabilitativo, dal punto di vista dell'interazione con le altre persone, e per chi si impegna e vuole raggiungere dei risultati offre sicuramente la possibilità di girare, se non l'Italia, anche il resto d'Europa, e eventualmente per i più bravi e fortunati di girare il mondo e di provare delle esperienze sicuramente eccezionali, formative e soddisfacenti. Allora Andrea, stamattina si parlava di mangiare sano. Per un atleta è indispensabile, è fondamentale una dieta corretta, ma una dieta sana. E il professor Previatello ci ha fatto alzare le antenne, perché non è proprio così sano come pensiamo, soprattutto questi messaggi devastanti che stanno arrivando con questi nuovi prodotti, con questi nuovi alimenti che veramente ci fanno rizzare i peli, ma tutti i peli del corpo, perché non sappiamo cosa ci stanno propinando. Cosa ne pensa Andrea? Allora, io così come mentalità sono anche abbastanza aperto alle novità. L'idea di mangiare insetti non mi alletta più di tanto, secondo me dovrebbe, diciamo, prevalere comunque il principio di precauzione, ovvero sia siamo sicuri che questi alimenti sono appunto salubri e sicuri come alimentazione umana, cosa è stato fatto per provare il vero o il contrario. E quindi il principio di precauzione, che si sperimenti, che si veda se appunto in certe quantità, quindi come se questi elementi vogliono e possono essere usati come base alimentare importante, deve essere verificato se la cosa è adeguata. Noi deriviamo dalle scimmie e le scimmie di insetti ne mangiano e ne mangiavano. Per cui in linea di massima non vedo problemi di ordine sanitario, però questo va provato. C'è da dire però che l'Italia, il Veneto in particolare, ma tutta l'Italia, insomma dal nord a sud, ha una tradizione gastronomica, quindi le melanzane fritte, la carbonara, il musetto in umido, il baccalà fatto nelle varie maniere, in tutte le sue variazioni dal nord a sud. Insomma, io penso che non ci siano grilli o vernacci che tengano. Grazie Andrea di queste riflessioni che faceva anche il professor Previatello, ma siamo sicuri che il nostro organismo reagirà bene se mangiamo queste cose che non siamo abituati, non sappiamo. Prego professor Previatello, e rispondiamo anche a Gianfranco Valeri che ha chiamato prima. Allora, volevo rispondere alla persona che prima aveva chiamato, no? In merito al discorso del bio. Allora, teniamo conto, noi come agricoltori italiani in verità siamo molto controllati, perché le posso assicurare che i controlli che vengono effettuati sulla nostra merce sono ineccepibili. Il problema è quelli
sulle altre merci che arrivano da fuori. Un agricoltore italiano deve rispondere in tutto e per tutto di quel tanto che è, le dico, è veramente bravo a fare l'agricoltore, perché un agricoltore medio, e qua non mi riferisco alle mega aziendone dove sono iper mega strutturati con la segretaria, io intendo le aziende agrarie vere, quelle dove c'è l'agricoltore e la sua famiglia. Là non ci sono segretarie, là non ci sono dei burocrati, là lui fa il burocrate, e stare dietro a tutti i registri, registrini, controlli, controllini, prodotto in deroga, non in deroga, e questo, quest'altro, quell'altro, le assicuro che con tutti i controlli che ci sono diventa pazzo e forse qualche volta dorme, forse. Detto ciò, purtroppo anche il problema, no? È vero che c'è un forte sentimento nei confronti del bio, che tantissime aziende agricole stanno cominciando ad approntarsi al bio. E il problema è che non si vedono più gli uccellini, le rane, non è solo dovuto a quello che noi mettiamo nel territorio, ma alla conformazione che noi diamo al territorio. Vi spiego. Se noi tagliamo tutti gli alberi, dove va un uccellino a farsi il nido? Se noi abbiamo fatto sparire tutta quella tradizione delle sistemazioni idraulico-agrarie che abbiamo insegnato al mondo, perché ragioniamoci sopra, i nostri agronomi hanno insegnato al mondo le sistemazioni idraulico-forestali, e noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo copiato il modello americano, abbiamo tappato tutte le scoline, tutti i fossi, perché la trebbia deve passare, via tutte le siepi. Adesso stanno cominciando a pensare, ma forse qualche siepe servirebbe, ma forse qualche albero servirebbe, ma l'abbiamo insegnato noi agli altri. Però tutta la nostra tradizione, tutta la nostra cultura agraria l'abbiamo persa in 20-30 anni di scelte sbagliate, dettate solo da cosa? Dal caso di dover remunerare e basta. Solo soldi abbiamo visto, perché era più conveniente fare solo seminativo e abbandonare determinate colture. Pensi il nostro Polesine. Il Polesine è un terreno, è la Mesopotamia d'Italia, si può dire, no? Un terreno ricco, fertile, che negli anni vedeva la produzione di ortaggi, frutteti. Pensi solo dove insegno io a Trecenta, no? È un distretto grandissimo dove faceva da padrone la coltivazione delle mele, del kiwi, no? Ad un certo punto seminativo dappertutto, perché il nostro prodotto non era più conveniente. E quindi abbiamo modificato il nostro territorio, il nostro paesaggio, in virtù di far passare un mezzo meccanico. È sempre il solito problema che le dicevo prima. La macchina non è al servizio dell'uomo, ma l'uomo si mette al servizio della macchina per risparmiare tempo, guadagnare di più, ma non ha pensato che nel giro di 20-30 anni abbiamo distrutto il nostro ambiente. Livio da Padova, vai Livio! Ciao, un saluto al professor Tagliatello e a tutti i tuoi ospiti. Dunque, volevo tornare sul discorso che si faceva prima dell'informazione. Forse la mia è una cosa improponibile, cioè impossibile da realizzare. Però trovo che in un paese civile, democratico e civile, ci vorrebbe un'autorità al di sopra di tutti che riguardasse l'informazione, cioè l'informazione dei giornali, delle TV. Ci vorrebbe un'informazione seria che veramente obbligasse sia i giornali sia la TV a dire le cose, a dire veramente la verità come sta, non solo a pensare che bisogna stampare molti giornali, che bisogna parlare molto in TV, e allora allora il cittadino è una cosa importantissima questa, quella dell'informazione. Ci vorrebbe veramente che fosse composta da una parte da giornalisti, da giudici, da persone che rispettino la Costituzione e le leggi, però che desse un'informazione seria, veramente non notizie che non sono vere o che sono presunte. Anche per esempio per il discorso delle televendite. Ci vorrebbe anche lì
un'analisi seria di tutte queste cose, perché riguardano i cittadini, riguardano, e non solo, e anche determinate notizie che non sono importanti, anche come quella per esempio dei grilli o di altre cose, non diffonderle neanche, perché creano solo confusione e non sono utili ai cittadini. Ci sono molte cose più importanti che dovrebbero riguardare l'informazione. Perciò io la penso così, ma forse questa è una cosa difficilissima da fare, perché va contro a una lobby, anche quella purtroppo dell'informazione, che ha un potere enorme, e perciò va contro all'interesse dei cittadini. Grazie, un parere dei tuoi ospiti. Allora dopo te lo daremo, adesso andiamo a vedere cosa dice questa signora dai capelli rossi che voi conoscete, proprio per quanto riguarda l'apertura del parco di Villa Margherita, un parco enorme, diviso in sezioni, ma era completo dappertutto. Andiamo a sentire. Perché organizzare questa iniziativa qui a Villa Margherita? Per iniziare a parlare di inclusività, visto questi spazi bellissimi, immensi che abbiamo qui, qualcuno dice non ci sono spazi a Treviso, non so, più di questo, più le mura, non so dove vanno a cercare il verde, a 2 passi dalla città, ma soprattutto per stare tutti assieme. Ancora una volta Villa Margherita si propone come spazio per eliminare tutte le barriere, fisiche ma soprattutto mentali, sulla disabilità. Cancella parti dunque per diverse discipline sportive, le prime che accorciano le distanze. Perché avete aderito a questa iniziativa? Perché crediamo che sia una iniziativa molto interessante, che ci unisce e soprattutto raggruppa più sport. Possiamo dire che lo sport accorcia l'emarginazione determinata dalla disabilità? Certamente. Noi abbiamo anche come baseball, abbiamo anche una squadra di non vedenti che facciamo dei concentramenti, delle manifestazioni, c'è anche un campionato italiano per cui si partecipa anche a un campionato europeo. Lo sport accorcia la disabilità? Sì, decisamente, anche unisce i 2 mondi e la vedo proprio un connubio molto importante. Non solo sport per oggi a Villa Margherita, perché anche disegnare oltre che comunicare può servire per includere. Qui stiamo facendo un workshop di fumetto e stiamo partendo proprio dagli inizi. Stanno fingendo, tra virgolette, di essere dei cavernicoli che sanno solo disegnare, quindi non parlare, non scrivere, e devono esprimere i loro sentimenti o le loro avventure, quello che è successo in giornata, solo ed esclusivamente con il disegno, senza la gomma, quindi matita, temperino e basta. Alla fine però è la tavola che accomuna davvero tutti, magari con un dolcissimo pezzo di tiramisù. Un tiramisù per dire che insomma la cucina non ha confini neanche per la disabilità? Assolutamente no, la cucina la disabilità non ha proprio confini. Allora vi porto un esempio, io collaboro con un'associazione, una Onlus a San Polo di Piave, Casa Vittoria, che lì abbiamo dei ragazzi disabili che comunque loro collaborano all'interno sia nell'ambito di sala che cucina, che comunque danno una mano su questo. Insomma, tanti esempi da incontrare per scoprire che, se vogliamo, la disabilità non esiste. Sono 18 associazioni, tanto per scaldare i motori, perché l'evento grandissimo sarà anche il 1° maggio con un concerto di radiofiera, perciò sempre più inclusività su questi spazi bellissimi, soprattutto per fare rete, perché molti di noi non ci conosciamo, siamo in tanti ma non ci conosciamo perché ognuno col proprio orticello. Dobbiamo smetterla e unirsi e aiutare chi ha in difficoltà e ha bisogno. Mario Sanso. Detto tutto, sono arrivato al mattino, cioè tarda mattinata, e già cominciavano ad arrivare gente per passeggiare, per vivere Villa Margherita. Che poi, diciamo, questa apertura, diremo, della villa, grazie a lei, va direttamente con le idee, va a collimare con le idee di un nostro concetto di sport per il futuro che allarghiamo a uno sport destrutturato, cioè non solo legato alle associazioni sportive, in sostanza che chi vuole fare sport deve aderire a un'associazione sportiva, ma anche uno sport libero in cui in questo periodo, soprattutto
il dopo Covid ha dato una botta, si va per dire, micidiale all'aumento degli sport all'aperto. È difficile far cambiare idea a determinate persone che si sono, diremo, adeguate in quel periodo, ma dopo hanno continuato a fare sport all'aperto. Stanno aumentando in maniera incredibile gli iscritti a determinate organizzazioni, ma anche a uno sport libero fatto in spazi, appunto, spazi verdi, ma anche spazi che non sono proprio delle palestre o dei campi sportivi, che le amministrazioni possono mettere a disposizione, e questi sono concetti che stanno progredendo in maniera molto forte. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Andrea Borgato, questi sport importantissimi, anche sport nuovi, ma soprattutto il movimento. Io invito tantissimi professori, medici, e sono molto preoccupati per l'obesità dei ragazzini. Questi ragazzi che si muovono pochissimo perché hanno imparato, invece che giocare e muoversi, a giocare con questi strumenti però seduti, non riescono neppure più a correre, non hanno l'equilibrio giusto, diceva Giancarlo Rossi, questo insegnante di baseball. Prego, Borgato. Sì, l'iniziativa è bellissima e vi faccio complimenti. Per quanto riguarda i bambini, il mio allenatore che mi segue qui a casa quando non sono al centro federale paralimpico di Lignano Sabbiadoro con il direttore tecnico Arcilli e i miei compagni, appunto il mio allenatore Manuel Crivellaro mi dice che i ragazzini che arrivano e cominciano a giocare a tennis tavolo, quindi bambini delle medie o delle elementari, hanno proprio difficoltà di coordinazione. Li vede proprio impacciati, e questo probabilmente deriva dal fatto che a scuola l'educazione fisica è sempre stata vista come qualcosa di marginale, come 2 ore di pausa e vacanza dalle fatiche sui libri. Invece c'è un sistema completamente diverso, ma in America come in Francia mi dà uno spazio all'educazione fisica molto importante, e in particolare in Francia ho visto una trasmissione nella quale si diceva che l'aumento dell'attività fisica nelle scuole con dei programmi ben preparati e seguita da personale molto preparato aveva diciamo inciso in maniera determinante per quanto riguarda molte malattie, molti infortuni, molti, come si può dire, problematiche fisiche di salute sui ragazzi che la praticavano. Quindi diciamo una strada da percorrere è sicuramente quella della scuola, e poi le società ce ne sono tante. Però i bambini fin dai primi anni della scuola devono essere abituati e diciamo indirizzati a saper usare il proprio corpo. Grazie veramente Andrea per queste parole molto importanti. Chissà che un passo alla volta, Marion Sanso, riusciremo a fare qualcosa in più. Lo dico anche al professor Previatello, visto che insegna in un istituto agrario Bellini di Trecento a Rovigo. Ma abbiamo in linea la nostra Raffaella, però con Raffaella io vorrei far vedere la foto dove stanno dipingendo queste uova, questi ragazzi meravigliosi. Adesso eccoli qua. Ciao Raffaella, perché qui c'è anche tua figlia che sta dipingendo. Ciao, e salutiamo anche Lisa. Ciao Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti. Io sono mamma, per una parte con una ragazza adolescente che ha la disabilità, la disprassia, una difficoltà nella programmazione motoria e utilizza la lingua dei segni perché non parla con la voce come noi. Per l'altra parte io sono mamma di altri 2 ragazzi che fortunatamente stanno benissimo. Io volevo testimoniare che domenica è stata per me una giornata fantastica. Lunedì! Scusa, lunedì, perché con queste feste mi sono confusa. È stata una cosa bellissima. Io quando ci sono queste giornate con lo sport, mia figlia vive l'inclusività
l'essere uguale agli altri, e io arrivo a vedere i miracoli in mia figlia. Mia figlia ha delle difficoltà nella programmazione motoria, ebbene tutti gli sport che con le idee fantastiche Mirella propone, queste associazioni si rendono disponibili e questa grande famiglia di Rete Veneta e Sveglia Veneti dà queste possibilità, io vivo l'essere mamma come gli altri, quindi vedo mio figlio che sta bene, che ha la stessa possibilità di Lisa, che avendo la difficoltà ha la stessa possibilità del fratello, uguali. Per me questa cosa mi riempie il cuore. Mia figlia non ha mai provato degli sport se non quelli che Mirella in questa villa propone, perché spesso, vedendola con la disabilità e con la lingua dei segni, non trova accessibilità. Perciò grazie, veramente grazie di tutto. Ciao Mirella e buona continuazione a tutti. Grazie a te Raffaella, ecco una mamma con il suo marito e tutti i figli che hanno partecipato a questa importante giornata. Professor Previatello, ecco questi ragazzi che hanno bisogno di trovarsi tra di loro, di non sentirsi isolati. Ecco, a scuola ne parlate di questi problemi, i ragazzi come rispondono? Prego. Allora, per fortuna sono in una scuola dove spesso e volentieri ci sono anche giornate dedicate proprio a ragazzi disabili, ma anche alle varie problematiche, perché ricordiamoci che ci sono proprio problematiche relazionali tra i ragazzi ormai. È un mondo molto difficile per loro da vivere. Purtroppo, lo ribadisco sempre, la maggior parte dei danni l'hanno fatto i telefoni. Lo hanno fatto i telefoni, il distaccamento totale dal senso della famiglia, e poi questo ha delle ripercussioni anche nelle relazioni. Ecco quindi che trovare per questi ragazzi, suggerire loro, perché hanno bisogno proprio di essere suggeriti su queste cose, capire che lo stare insieme, ritrovarsi, fare qualcosa insieme. Ad esempio dipingere le uova, non lo fa più nessuno. Uova, Voi non avete idea cosa hanno fatto, come hanno dipinto questi ragazzi. Io sono rimasta allibita. Hanno fatto delle cose bellissime. La prima volta che c'erano due, c'era Paolo Loschi che è il pittore che dipinge, che ha questa mostra bellissima con un'altra persona, ma la creatività, ecco, in quel momento loro con l'uovo sodo, e qua devo ringraziare Faustino Lorenzetto che ha portato questo cestone di uova meravigliose, sempre grazie a Faustino. Però ci vuole poco, ecco, non serve volare alto, si può volare basso e ottenere un risultato, come dice Raffaella. Mia figlia ha fatto tutto, ha provato tutto ed era felice come gli altri miei ragazzi. Abbiamo in linea Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, sono felice di sentirti. Anch'io. E per quanto riguarda me, chi non muore si rivede, si risente. E sono contenta, ogni tanto vedo le tue trasmissioni, però facendo parte della categoria dei cosiddetti sani, sono preoccupata, ecco, apprezzo perché non vede nessuno in televisione che fa vedere queste disabilità, queste cose, però ad esempio così noi cosiddetti sani siamo praticamente spesso in balia dei dibattiti politici odiosi, che si fa fatica a vederli a tutti i livelli, insomma, ecco. E gli manca tanto, non lo metto come mancanza perché è giusto, e anche non mi piace che le trasmissioni sia solo bagarre politiche, appunto, devo provare a finire in bagarre politiche. E mi manca però il confronto con le persone che ascoltavo volentieri, anche su altri temi, che te fai bene a trattare questo, non dico che te la cambiare per me, c'è una roba che sento me e mi manca magari l'opinione di qualcuno anche su altre cose. E dimmi qua, dimmi qualcosa che ti interessa. Ma non mi interessa capire se sono mica penso su un modo o se in generale, altre cose in generale. Adesso
fare una puntata a mattina. No, come diceva prima, scusa Paola, perché è bello anche il dialogo tra di voi. Infatti prima il nostro Livio da Padova parlava proprio di questo che stai dicendo tu adesso. Questo è il confronto. È vero, perché adesso Sì, Livio diceva proprio un'informazione più corretta, un'informazione più sana, che poi deve rispondere anche il professor Previatello, ed è proprio questo dialogo che tu stai chiedendo che Livio ha posto prima di te. Ha detto proprio questo. Prego Paola. Sì, perché siamo talmente, nel senso, voglio dire, sue trasmissioni che tratta cose che se Dio parlare così sulla bocca di tutti, bombardai di certe robe, dei soliti bagarre, delle solite cose. Ad esempio avere un punto di vista di un come Livio o altri che telefona spesso, che mi ascolto volentieri su, non so, adesso butto là, ma non mi interessa neanche più di tanto. Diciamo che si fa tutto sto bagarre sul transgender della minoranza, anche ora, per soprattutto i politici fa bagare, no? Le persone normali che vuoi ragionare, eccetera. E non so, anche un altro tema. Guarda che li abbiamo trattati, mi dispiace che hai perso le trasmissioni, ma abbiamo trattato proprio questi temi. Sì, comunque se non va a finire in bagare, insomma, ascolto anche volentieri. Ecco. Va bene Paola, però poi ti accontenterò ancora perché avremo il professore Enrico Ferazzi, direttore della clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, perciò parleremo anche di questo, ma ne ho parlato spesso in diverse trasmissioni anche con queste persone che stanno vivendo dei momenti veramente terribili. Grazie alla nostra Paola da Campo San Piero, andiamo alla linea anche al nostro Andrea Borgato per sentire cosa ne pensa anche di questa mamma che ha chiamato perché sua figlia, pensa Andrea, è ancora a casa, non riesce a inserirla nella scuola, ha dovuto addirittura c'è un ricorso al TAR. Ecco, questa ragazza che avrebbe tutto il diritto di andare a scuola e di studiare purtroppo è ancora a casa. Ecco, per dirvi la situazione di Raffaella che sta lottando ma veramente è il suo marito con tutto quello che possono lottare per dare giustizia a questa creatura che avrebbe tutto il diritto di andare a scuola e ancora è a casa. Prego. Sì, sono cose che fanno arrabbiare, non ci si spiega perché non si riesca ad offrire a queste persone, a questi ragazzi e ragazze l'opportunità di studiare, di frequentare un qualsiasi istituto. Le cose da fare sono ancora tantissime, la burocrazia è lenta, si fa ricorso al TAR, anche lì i tempi purtroppo sono lunghi perché i tempi della giustizia li conosciamo bene tutti. Ci si scontra a volte con l'ottusità del burocrate, a volte con la norma, a volte con l'indifferenza, spesso anche con la mancanza di fondi. Fa rabbia, fa tanta rabbia e io auguro alla mamma, così come a tante persone, a tanti genitori che hanno i figli a casa e che tribolano situazioni come queste, di trovare più presto la soluzione, che gli amministratori di livello più o meno alto devono darsi una mossa. Ma come può essere che questa mamma, Andrea Borgato, tu che conosci la situazione, non riesci a inserire questa ragazzina che ti dico, quando io la vedo veramente è una cosa incredibile, la prima cosa lei ti abbraccia, ti accarezza, ti bacia, nota dei particolari che magari nessuno nota, non riesce a fare sport. Come mai secondo te? Non riesce a essere inserita in nessun contesto? Mi dispiace che qua lo dico, che lunedì pomeriggio purtroppo Vinnai, il presidente del CIP, non c'era, è arrivato al mattino, ma poi giustamente aveva impegni, non abbiamo avuto nel pomeriggio, perché avrei voluto presentare proprio mamma Raffaella per capire ma come mai questa cosa, il non inserimento di questa ragazzina alla quale veramente fa paura all'inizio, ecco, avvicinarsi a questi sport perché non è abituata, lei ha paura di tutto, però piano piano poi invece inizia a praticarli, tanto è vero che ha provato il baseball, il pattinaggio, li ha provati un po' tutti, ha disegnato le uova. Cosa c'è Andrea che non sappiamo? Perché questo? Ma, non ho capito, dal punto di vista della stessa ragazzina
o dell'offerta? No, non riescono a fare l'inserimento perché questa ragazzina praticamente non parla, sente ma non parla. Vedi che sei perplesso anche tu, eppure questi sono i problemi. Cioè, abbiamo le Olimpiadi, abbiamo di Olimpiadi e non abbiamo neppure gli alberghi a norma, tanto è vero che Vinnai ha dovuto fare un convegno a Cortina per capire come stanno la situazione. Abbiamo ancora proprietari di ristoranti, di alberghi che fanno capire a questa mamma col figlio che deve spostarsi perché il ragazzo dà fastidio a qualche persona che sta pranzando o cenando. Cioè, pensate quanta strada dobbiamo fare. Io ce la metto tutta, ma sono sola se non avessi queste persone che ho accanto oggi, ad esempio Mario Sanso, Ponchio, Vinnai o altri. Il percorso è molto difficile perché siamo divisi anche molto tra di noi, tra società. O sbaglio, Sanso? Ma è un problema veramente grosso, diciamo, ecco, e si riallaccia a quello che ha detto prima Andrea Borgato sul discorso, ha fatto degli esempi della scuola e dello sport, come può essere sviluppato, ecco, e ha citato l'esempio francese, e qui sono due scuole diverse, due modi di interpretare lo sport in maniera completamente opposta, uno cosiddetto stile anglosassone in cui la scuola c'entra fino all'età, diremo ai 18 anni, e il sistema Italia invece che si basa esclusivamente e principalmente sulle associazioni sportive dilettantistiche. Però io sono abituato e bisogna essere così in sostanza. Abbiamo visto anche l'aspetto dell'inclusività. Se io vado a pensare, io ho una certa età ormai, ma se vado a pensare agli anni 60, 70, il rapporto tra diversità tra le persone dotate, diversamente abili, diciamo, e normodotate, e come erano i rapporti, e veramente mi vergogno nel ricordare queste cose qua, cose che invece adesso abbiamo fatto molta strada, e anche con l'aiuto di queste iniziative che fa Mirella di volta in volta. Non solo Mirella, siamo in tanti. Sì, diciamo Mirella perché siamo qui, ecco, in questo momento. Perché siamo in tanti, no? Perché sempre dicono Mirella, ma poi Mirella fa parte di tanti progetti, di un progetto, ma con tante associazioni. Abbiamo Paolo da Padova, poi sentiamo anche il professor. Finire il discorso. Sì, scusa, ma se no mi cade la linea, purtroppo devo dare la linea, se no cade come prima. Prego Paolo. Allora, buongiorno Mirella e buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti per l'iniziativa di Treviso, che l'ho vista molto bella, peccato che sto a Padova. Ecco. Ma puoi venire a trovarci, dai, mezz'oretta sei qua. Certamente, sicuramente sì. Ma volevo dire questo, io mi sento un po' responsabile, avendo due figli, no? Proprio da scuola, adesso sono grandi e tutto il resto. Però dobbiamo metterci d'accordo. Noi vogliamo la moglie ubriaca o la botte piena, mi spiego. E se per fare un giardino, se in qualche modo per spendere dei soldi perché la comunità possa in qualche modo condividere momenti importanti, secondo me sarebbe giusto farlo. Anche noi adulti dovremmo spingere un po' di più. Stessa cosa, io ho visto a scuola che c'è un caro amico mio che insegna. Un ragazzino con il telefono mentre il professore fa lezioni, e lui non può dire niente, non può dire perfettamente niente. Allora io mi chiedo, innanzitutto a scuola si va lì perché in qualche modo c'è un professore, una maestra, quello che è, e bisogna ascoltare. I genitori quando vanno a scuola, oppure quando fanno sport, se il figlio non diventa un calciatore di Serie A o uno che gioca a basket solo ed esclusivamente a livello professionistico, si sente un fallito. Cioè dobbiamo dividere i due campi. Lo sport a livello agonistico è il discorso. Lo sport invece è quello per condividere, perché una squadra è, quando funziona, è anche un sistema nella vita che poi trasciniamo. Ma io vedo che c'è proprio un progetto, cioè dobbiamo produrre e basta.
Cioè non si parla più di cose che magari come l'arte, come magari a portare le ragazze sulla montagna, magari far vedere delle cose che solo sul posto si riesce in qualche modo a capire oppure ad avere una passione. Però vedo che noi adulti, scusatemi, dobbiamo metterci d'accordo. Quando un bambino di 2 anni, perché piange, gli dai il telefono in mano, rimane la sua unica, non si esce, non si va al cinema, non si va a fare una passeggiata, per fortuna c'è sto parco. Cioè, come fa un ragazzo pure a condividere le sue paure e le sue esperienze, non so. È rimasto un po' questo, cioè anche a scuola io chiedo ai docenti, è un po' più di... Ho capito che poi ci sarà la mamma che va dal preside, che poi ci sarà lo zio che farà questo, ma a scuola si va per imparare. Quella è una regola che poi serve se uno fa sport, se uno fa, non so, va in una biblioteca, se uno... Cioè dovremmo essere un attimo più con i piedi per terra. Sì, grazie Paolo, devo chiudere, se no non riesco a chiudere con gli ospiti perché siamo proprio in chiusura. Comunque sei stato chiarissimo, ti ringrazio della telefonata. Allora facciamo terminare Mario Sanso sul discorso che faceva prima e poi anche in risposta al nostro Paolo da Padova. Volevo solo aggiungere che bisogna guardare in maniera positiva e esattamente la settimana fa, diremo con tutti i voti favorevoli, 272 voti favorevoli su 272 presenti alla Camera, ha dato il là a questa modifica che aspettiamo da parecchio tempo dell'articolo 33 della Costituzione, che leggo solo perché sono 2 righe, è un comma, dice, e questa è un'aggiunta diremo a questo comma 33, che dice: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Punto. La parola sportiva è la prima volta che entra nella Costituzione italiana. Basta che non rimanga nella carta, Sanso. Diciamo che questo è un buon inizio. Il professore mi dà ragione. È un buon inizio. È un buon inizio. Allora, professore, come commenta sia la telefonata, rispondiamo anche al nostro Livio che diceva prima ci vuole un'informazione più corretta, più seria, anche perché sennò proprio arrivano dei messaggi devastanti a questi ragazzi, perché i ragazzi stanno crescendo, sono spugne che assorbono. Prego professore, poi in merito anche quello che ha detto sia Andrea Borgato che Mario Sanso. Allora, in merito al signor Livio, sì, oggi dobbiamo far fronte anche a un'informazione che a tratti sembra più un'informazione di tipo commerciale che un'informazione magari che alcune volte dovrebbe assumere i connotati di un'informazione educativa e invece traspare magari un po' di commercialità. Cosa si può fare? Ma credo che a livello istituzionale ci siano degli enti preposti al controllo, a eventuali forme di censura, che se così la si può chiamare. Bisognerebbe vedere magari se funzionano, se non funzionano, come sono organizzati, perché il garante della privacy, ad esempio, i vari garanti, cominciamo a parlare, a parlarci chiaro. Ecco, io queste cose qua faccio un po' fatica a conoscerle. Certo, ne posso constatare poi i risultati sulla TV. La TV purtroppo basta guardarla 2 secondi e nei principali canali cosiddetti mainstream viene voglia di spegnerla subito. Poi una cosa che mi è piaciuto sentire, si sentono sempre dibattiti politici dove si vedono 2 o 3 personaggi che si scannano uno con l'altro, però alla fine gira la minestra è sempre quella, cioè è solo un pretesto per aizzare le persone uno contro l'altro. Secondo me forse è un messaggio un po' utopistico quello che io voglio dare, non pretendo di avere le soluzioni in mano, però la gente oggi dovrebbe avere un po' più di coscienza e fare una rivoluzione culturale. La cultura manca. Allora, siccome tante volte questi canali ci propongono qualcosa di commerciale, il commercio è legato a chi acquista e a chi no. Incominciamo ad imparare a non selezionare più determinati canali, incominciamo ad imparare a scegliere quello che vogliamo vedere, oppure molto semplicemente c'è un telecomando, c'è il tasto rosso, spegni. Quando è come un supermercato alla fine, se la vogliamo immaginare così. Quando vedi che il prodotto non va più via, non lo acquisti più, no? E forse invoglieremo anche gli altri, no?
modificare. E in merito a questa parola sportiva che è stata aggiunta, ecco, su questo comma che ha letto Mario Questa Sasso. è una cosa bellissima. Io ho fatto sport per tanti anni, ho fatto pugilato da quando avevo l'età di 17 anni e poi ho smesso insomma qualche anno fa perché non riuscivo più a sostenere tutti gli allenamenti, però lo sport ad esempio è una forma educativa bellissima che per i ragazzi non solo dà un valore educativo dal punto di vista delle regole, ma anche dal punto di vista del benessere psicofisico. È questo che qualcuno dovrebbe capire. Allora ci lasciamo, prima di salutare gli ospiti, però vediamo anche questo servizio di handbike proprio a Villa Margherita lunedì di Pasquetta. Sono Nicola Zamuner, ok? Sono stato, e mi conoscete perché ho vinto un titolo mondiale di canoa, europeo, mondiale, multipremiato dal punto di vista italiano, e adesso, dopo aver passato il SAP, la canoa, sono arrivato alla footbike. L'ho scoperta perché stavo allenando una persona in sovrappeso molto importante, e mi sono inventato questo sistema di allenamento, che ne ho fatto un protocollo di lavoro anche per l'utilizzo della postura della persona. E niente, non è altro che un monopattino muscolare dove si va a lavorare sia sulla parte destra che sinistra del corpo, ma lavora anche la parte superiore e inferiore, cioè mette in allenamento tutto il nostro organismo umano. E mi ha incuriosito perché i lavori sul core training erano proprio presi in considerazione su tutto, e quindi mi sono addentrato ad allenare diverse persone e soprattutto i ragazzi. Okay? Adesso con i ragazzi abbiamo la possibilità di portarli a livello italiano e dopo alle gare mondiali. E quindi però è una disciplina molto semplice, conosciuta nella parte alta dell'Europa, dalla Scandinavia alla Finlandia, Norvegia, alla Repubblica Ceca, all'Irlanda, alla Germania, e adesso è arrivata anche in Italia, e quindi siamo i primi a partire, quindi diventa proprio di interesse. La Libertas come ente di promozione sportiva ha creduto tanto nel sottoscritto, e adesso ci addentriamo a fare delle gare a livello sia italiano che anche internazionale. Facciamo partire. Vai Giuliana. È molto semplice come utilizzo, quindi vedete che la ragazza spinge sia da una parte e adesso cambierà dall'altra. Possono farla tutti quanti, dai bambini piccoli alla partenza dei 9 anni a superiori, cioè ci sono anche persone con determinate tipologie ma comunque tutti quanti possono addentrarsi a fare, sia le donne che gli uomini, e non c'è limite, insomma. Abbiamo visto anche il presidente del GIP, Ruggero Vignai, che ha dato il via a questa footbike, handbike, insomma c'è una bicicletta che te corri con la gamba sola, ecco, perché bisogna anche dirlo, perché qua con questi nomi a casa i nostri anziani dicono ma cosa vuol dire, però una bicicletta che te corri con la gamba sola, te fa movimento. Allora Andrea Borgato, come vede questi nuovi sport che avanzano, baseball, footbike, handbike, tutto qualsiasi cosa pur di muoversi? Sì, prego, adesso sì Borgato. Sì, sono cose nuove che possono attrarre nuove persone verso l'attività fisica, e quindi ben venga, insomma. Hanno introdotto varie discipline, la Zumba, tantissime cose, tante altre arti marziali anche. Ogni volta che si svolgono le Olimpiadi vengono introdotti nuovi sport, e quindi sono federazioni che entrano in questi ambiti.
per cui insomma quando una persona trova una passione, una qualsiasi passione per una qualsiasi attività, ben venga. Mi permetta solo di ritornare sul discorso dell'introduzione allo sport. Io parlo per la mia esperienza e per la testimonianza di miei compagni di gioco. Purtroppo, per fortuna, l'inizio e non solo dell'attività sportiva paralimpica è spesso affidato all'aiuto dei genitori. Io ho l'esempio di mia mamma, che se non ci fosse stata lei, mia mamma e mia sorella, se non ci fossero state loro, ben poco sarei riuscito a fare nella mia carriera sportiva. Chiaramente ci sono società, altrettanto chiaramente la coperta è corta, quindi voglio dire che i soldi a disposizione sono pochi. Però ci sono realtà, l'insospettabile Sicilia, regione istituto autonomo, che destina molti fondi per l'inclusività sportiva dei disabili, e quindi insomma gli strumenti e i margini secondo me ci sono, ci possono essere, va fatto di più proprio per accogliere tanti ragazzi, tante ragazze che non è detto e non è necessario che diventino i campioni, ma è proprio doveroso che vengano accolti nel mondo sportivo per migliorare la loro condizione fisica e per migliorare la condizione anche della propria relazione con le persone. Grazie Andrea Borgato. Allora, sei libero Andrea Borgato, spero vero di invitarlo Mario Sanso il 1° maggio a Villa Margherita, se sarà disponibile. Io penso che un mediatore come Mario Sanso per ottenere le cose non c'è. No, Mario Sanso è un mediatore fantastico, perciò lui ha il compito di creare queste atmosfere con lo sport, perciò grazie Andrea Borgato. Perciò se sei libero Andrea, noi ti aspettiamo a braccia aperte, naturalmente rispettando gli impegni che hai. Mario Sanso, grazie Borgato. Grazie a tutti voi, buona giornata anche. Grazie. Mario Sanso, come ci saluta? Vengo sempre volentieri quando vengo invitato anche per parlare appunto di questo, dello sport e dell'evoluzione che stiamo vivendo, ma che sta vivendo anche la società in genere. Lo sport in particolare adesso dal 1° luglio partirà la riforma e lì si tireranno le fila e vedremo. Possiamo sapere qualcosa di questa riforma, perché forse non l'abbiamo ancora capita. Cosa sarà? Allora è un qualcosa che mancava. Però diciamo, per rimanere nel generico, però diremo è stata fatta inizialmente, quando è partita, secondo noi è stata fatta con delle persone che magari proprio non è che avessero vissuto le problematiche sportive, ma non vorrei arrivare a tanto. Però siamo riusciti dal 2021, è riuscito molto il CONI, ma molto anche le federazioni, siamo riusciti ad adattarla in qualche modo e a renderla più diremo compatibile con le esigenze. Indubbiamente si doveva fare, perché andava a regolamentare diremmo determinati rapporti, soprattutto il vincolo sportivo, per esempio. Ecco, il rapporto che c'è tra la società e i volontari che ci sono e gli atleti. Ecco, per dirla, quello che sta preoccupando di più con l'impostazione che abbiamo noi attualmente, anche su una società sportiva dilettantistica, un atleta, diremo, è appannaggio, ma tra virgolette, di quella società, diremo, è un capitale sociale che esiste. Ora, questo vincolo, che durava in maniera, diremo, per più anni dopo l'età, diremo, puberale, dopo i 16 anni, c'erano degli accordi in cui l'atleta rimaneva per più anni nella società. Adesso automaticamente decade ogni anno, e dunque ogni anno bisognerà
così, contrattare, vedere, ma contrattare è una parola brutta che non voglio neanche nominare, però diremo a prendere degli accordi e via discorrendo. Se da un punto di vista c'è la libertà più assoluta da parte dell'atleta che fa, dall'altro punto di vista abbiamo delle società che si sentono un attimino, non hanno la sicurezza diremmo di poter proseguire, e con le difficoltà che hanno questo è un qualcosa, ecco. Comunque questa riforma adesso è stata, come ripeto, adattata e tutto è stata prorogata dal 2021, sta andando in porto dal primo luglio, ecco, speriamo bene, ci sono delle riunioni, le federazioni stanno dando da fare, ecco. Poi come annuncio così mi preme dire che a Treviso arriverà la staffetta Cortina-Milano. Ecco, il 22 aprile è una iniziativa organizzata dall'Associazione Nazionale Olimpici e Azzurri d'Italia, in cui, ecco, il 22 in particolare a Treviso ci sono delle varie diremo staffette, delle varie... Sai che arriva anche a Villa Margherita, non si sa mai. Arriva, io non lo stanno organizzando adesso, comunque arriverà il 22 aprile a Perciò Treviso. Manderemo sempre il nostro Mario Sa a mediare, visto che è organizzata, e le organizzazioni servono anche a questo, a capire che ci sono degli spazi con meravigliosi. La fiaccola del 56 e poi non ripartirà lo stesso 22 aprile, ma ripartirà il 6 maggio. Perciò devono arrivare a Villa Margherita. Grazie a Mario Sanson, veramente grazie, delegato provinciale CONI Pubblicità. Ciao, io sono Stefano Zanatta, faccio parte della Federazione Italiana Cuochi. Oggi siamo qui per dare un contributo della nostra associazione a questa associazione, proprio per garantire col discorso dei disabili, che anche noi ce l'abbiamo molto a cuore, perché per noi i disabili sono volontari, ragazzi, che stanno sempre al nostro fianco per dare una mano a tutto quello che è il settore anche alimentare. Vi porto un esempio: io collaboro con un'azienda, con una casa di disabili a San Polo di Piave, Casa Vittoria, con cui lì abbiamo dei ragazzi che lavorano all'interno, fanno dei camerieri, sono in cucina con noi e praticamente ci danno una mano in quanto a servire e a dare la possibilità di essere presenti assieme a noi, insomma. Quindi la nostra disabilità, la loro disabilità è per noi una cosa molto a cuore, insomma. Tutto là. Oggi siamo qui in Villa Margherita, se non sbaglio, esatto, e io e il mio collega stiamo qui che stiamo dando praticamente delle fettine di tiramisù. Sono Gianni Bonaldo, sono qui oggi a collaborare con il nostro presidente regionale del DSE e mi chiedeva qualcuno: ma come mai voi fate questo? Beh, siamo stati in campi dove c'erano il terremoto e ci siamo innamorati di questo tipo di attività. Io ho fatto un'esperienza in Emilia Romagna e l'ultima è stata purtroppo in Centro Italia, ad Amatrice. Qui prima ho fatto vedere una medaglia, che è la medaglia dove noi abbiamo frequentato in più occasioni attraverso la nostra federazione, che è la FIC DSE, a collaborare con i ragazzi che avevano bisogno. Nella provincia di Treviso una cinquantina, ma dovremmo superarli perché siamo in fase di iscrizioni e pertanto siamo un numero abbastanza folto. Però noi facciamo capo alla DSE nazionale e lì siamo molti, ma molti di più. La FIC credo, mi sembra siano sui 17-18 mila iscritti, pertanto i volontari che poi eventualmente noi avremo bisogno ci sono. Speriamo però di non essere mai interessati da questo tipo di attività. Spazi dove poter... Vi presento subito un altro gradito ospite che è Fabio Mariuzzo, presidente Assocuochi Treviso. Grazie Presidente di essere qui con noi, ma soprattutto per presentare questa squadra meravigliosa che avete visto, che si mette a disposizione, che crea delle meraviglie, una delle quali sto tiramisù, che è veramente, guardate, non finirà mai veramente di dire quanto mi piace sto dolce. Certo che ha superato tutti, io vedevo domenica, tutti impazzivano per
a parte che era squisito, poi fatto da loro, capite bene che è tutta un'altra cosa. Prego Presidente, ci racconti questa Asso Cuochi Treviso. Bene, noi siamo appunto un'associazione di cuochi della provincia di Treviso, ma che fa capo soprattutto alla FIC nazionale, la FIC appunto la Federazione Italiana dei Cuochi, e unisce nel suo insieme tutte le giacche bianche del territorio nazionale e ci trova riuniti sotto la stessa stella per portare avanti quello che sono la mission del cuoco e soprattutto essere presente nel territorio nazionale, ma soprattutto nelle piccole organizzazioni locali, nel territorio locale, per dare segno che il cuoco non è semplicemente una persona rinchiusa nella sua cucina, ma è qualcuno che esce e va a contatto con le persone che poi usufruiscono dei nostri servizi all'interno dei ristoranti, all'interno delle nostre mense e situazioni simili. E possiamo portare appunto nelle piazze e nelle varie attività che andiamo a svolgere la nostra conoscenza, il nostro sapere e la nostra voglia di lavorare. Le varie attività durante l'arco dell'anno sono molteplici, perché partiamo appunto per ricordare semplicemente quello che stavi parlando prima del tiramisù. Il tiramisù lo portiamo molto spesso nelle nostre piazze, nei nostri eventi, perché è l'emblema di Treviso, è il simbolo un po' più riconosciuto ormai a livello globale, nato appunto a Treviso, di conseguenza è per noi una... Anche se i friuliani ne ga frega un poco, ma se tiramisù è nato a Treviso, cioè loro sono arrivati, hanno saputo forse, ecco, con la burocrazia, con le carte, arrivare un po' prima di noi, però se Trevisan, il tiramisù, basta sentire il nome tiramisù, in friulano si dice tiramisù. Non si dice, esatto, ma è un po' come la pizza che ci si ruba un po' la palla, che tutti l'hanno fatta, gli spaghetti eccetera, quindi quando c'è qualcosa che diventa così importante, così di valore, tutti lo vogliono fare suo, no? Però sappiamo benissimo che la storia ci dà ragione, è nato a Treviso, di conseguenza è il nostro dolce per eccellenza. Non possiamo non negare che poi abbiamo la fregolotta, abbiamo altri dolci che possono essere importanti, perché poi su Venezia ci sono anche lì la fugassa, ci sono i zaetti, quindi i dolci ne fanno sicuramente da padrone. E diciamo appunto portare nelle piazze il tiramisù è qualcosa anche per avvicinare le persone che molto spesso magari sono un po' distanti dalla nostra realtà, perché noi viviamo dietro le quinte, siamo nelle cucine sempre un po' nascosti, di conseguenza abbiamo bisogno anche di sentire questo contatto con il pubblico, trovarci vicini alle persone che poi entrano nei nostri ristoranti, nei nostri locali. Oltre al tiramisù appunto, che sono anche l'evento poi emblematico con la giornata del Tiramisù Day, quindi una giornata dedicata dove Treviso... Abbiamo avuto Marco Pesce ospite che ne ha parlato ampiamente, che ringrazio. Esatto, carissimo Marco appunto, che è anche parte del nostro direttivo dell'Associazione di Treviso, quindi lui è sempre presente. E quindi dal tiramisù poi l'associazione si occupa proprio anche di fare la formazione, quindi continuare a dare formazione ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi della scuola alberghiera, ma anche aggiornamenti per i più anziani, per i più vecchi, chi magari è da anni inserito nel mondo della ristorazione ma vuole vedere qualcosa di nuovo, vuole imparare le nuove tecniche, che come sappiamo ogni giorno ci esce qualcosa di nuovo sul mercato, qualcosa che ci facilita il lavoro e ci permette a noi di lavorare in più tranquillità, ma soprattutto di dare delle garanzie sempre migliori ai nostri clienti, ai nostri ospiti, sapendo gestire bene le tempistiche, le qualità del servizio, la qualità della materia prima. Allora, attraverso questi corsi formativi, siamo un po' il cuore dell'associazione, dove appunto abbiamo, come diciamo prima, il corso per i ragazzi della scuola alberghiera, ma soprattutto corsi anche di alta formazione, dove ci sono chef importanti che vengono a... Allora, fermola, materia prima. Prima abbiamo parlato col professor Claudio Previatello della farina con i grilli, che non si chiama farina, di carne sintetica. Lei, Presidente, cosa ne pensa, cosa vuole dire? Poi interverrà anche il professor Previatello. Allora, diciamo che come sempre le nuove arrivi sul mercato di prodotti particolari creano sempre un po' di preoccupazione e stupore. Diciamo che già il fatto appunto di parlare di farina di grilli, di carni sintetici, il nome stesso mette molta paura. Diciamo che bisogna sempre avere un po' la mentalità un po' aperta, soprattutto nel nostro settore, perché dobbiamo renderci conto che i cambiamenti nella cucina ci sono stati da quando l'uomo ha cominciato ad accendere il primo fuoco, alla prima trasformazione dei forni classici a gas che si usavano un tempo. Adesso abbiamo forni altamente tecnologici dove appunto l'utilizzo della temperatura e delle tempistiche sono completamente diverse rispetto a quello che usavano i cuochi di un tempo.
Lo stesso vale per le materie prime, la stessa materia prima che si usava anni fa non è più la stessa che usiamo adesso, vediamo dalle produzioni delle verdure, la qualità delle verdure stesse che si usavano. Una volta i prodotti che entravano nelle cucine erano quasi tutti raccolti dal campo e trasformati direttamente nelle cucine, mentre adesso sappiamo che i prodotti molto spesso viaggiano per molto tempo, molti chilometri, e di conseguenza hanno bisogno anche dei sistemi di conservazione che sono completamente diversi da quelli che si usavano un tempo. Diciamo che andando appunto al centro del problema, la carne sintetica e tutti la farina di grilli sono cose che cominciamo a conoscere, cominciamo a capire, cominciamo a valutare, a vedere, logicamente per un futuro sicuramente molto, molto più difficile, visto la crescita esponenziale delle persone, della quantità della popolazione che sta aumentando, la difficoltà sempre di più di avere coltivazioni costanti, visto anche gli ultimi anni la carenza di acqua e le difficoltà ambientali che ci sono, quindi lasciare una piccola porticina aperta per valutare appunto un futuro diverso. Ma una fessura però, Presidente, perché vogliamo capire veramente bene prima di mangiare cosa mangeremo. Allora, professor Previatello, come commenta queste parole del Presidente Mariuzzo? Allora, diciamo che al di là che è facile, io sono totalmente a sfavore di queste cose, quindi non ho una mentalità aperta verso queste cose, assolutamente, perché dal mio punto di vista non è solo un fattore di bontà o meno del prodotto, della materia prima, ma è anche un fattore culturale. Come insegnante, l'avevo ribadito anche prima, per me questa non è dare un'educazione ai ragazzi, come insegnante di agraria poi ancora di più. Quella non può essere definita agricoltura, una biofabbrica non è un'azienda agricola. Quindi quello è una cosa prettamente industriale e che niente ha a che vedere, no, con un prodotto agricolo. Certo, continuo sempre a sentire anch'io, no, che nel futuro non ci sarà carne a disposizione di tutti. Certo, è chiaro che se noi pretendiamo di mangiare una bistecca ogni giorno, lei mi capisce che non so intanto chi se lo possa permettere, prima cosa. E secondo, una volta, quando c'era dico sempre una volta, ma insomma prima di questa strana rivoluzione in agricoltura che c'è stata dalla metà degli anni 70 e che è arrivata ad oggi a distruggerla completamente, la nostra agricoltura italiana, ogni azienda agricola aveva un po' di allevamento, un po' di frutticoltura, c'era la parte a vigneto, c'era la parte dedicata alle orticole e mi sembra che non ci fossero mai stati problemi di approvvigionamento. Ed eravamo anche in tanti. E stavamo anche bene, certo. C'erano famiglie con 7-8 figli, no? Adesso abbiamo famiglie che forse ne hanno uno se sono fortunati di bambino e altri che non ne hanno neanche uno. Quindi non vedo che a mio avviso, a mio parere, se continuiamo così ci sarà una crisi demografica, che non ci sarà sicuramente problema di approvvigionamento delle carni. Ci sarà un problema invece diverso, legato a scelte di business, chiamiamolo così, perché quello non è neanche fare economia, quello è proprio business puro, che a mio avviso contrasta un po' con quello che dovrebbe essere il cibo. Pensiamo solo ad una cosa, se noi avessimo delle politiche agricole più incentrate anche alla possibilità che le piccole aziende possano produrre, magari avere una o due bestie da poter allevare, poter quindi avere sì la scelta e quindi la libertà di poter scegliere, perché magari qualcuno potrebbe anche piacergli, non dico mica che bisogna vietarlo, dico solo diamo però a 360 gradi la possibilità a tutti. Tu vuoi mangiare la farina di grillo, che non si chiama farina, il macinato di grillo, mangiati il macinato di grillo, però dall'altra parte ci deve essere anche la possibilità per una persona di poter avere la capacità di potersi cibare in maniera sana. E da qua secondo me ci si arriva solo con una cosa, con una rivoluzione culturale. Serve molta cultura per le persone, si parte dalle scuole,
servirebbe un'educazione alimentare anche nelle scuole, servirebbe un'educazione alimentare anche, visto che prima abbiamo parlato di sport, lo sport insegna a mangiare bene, perché se vuoi allenarti da agonista devi avere anche un regime alimentare corretto. Se i ragazzi passassero attraverso lo sport, attraverso la scuola, ci fosse un'educazione in tal senso, non ci sarebbero più problemi di obesità, ognuno consumerebbe in maniera adeguata il cibo che è disponibile e avremmo anche meno bisogno di derrate alimentari. Molto in effetti una volta c'erano pochi bambini obesi perché proprio c'era una qualità di vita diversa nel cibo. Cioè, è inutile che andiamo, i nostri nonni che arrivano a 110 anni, la prima cosa quando li intervisti mangiavamo pochissimo, ma mangiavano sano e facevano tanto movimento. Presidente, come commenta queste parole del professor Previatello? Diciamo che sono parole sagge e sicuramente ben calcolate e studiate, parlate da uno che ha conoscenze in materia. Sicuramente, diciamo appunto, come ha detto lui, anche io mi trovo perfettamente d'accordo sul fatto che la varietà e la possibilità di avere una scelta molto variegata nella dieta alimentare e quindi nella produzione delle piccole aziende agricole, nelle piccole attività agricole anche della casa stessa, chi ha il suo proprio orto, chi ha la propria possibilità di avere un piccolo spazio dove coltivare la sua insalatina, le sue piccole bisogni giornalieri. Logicamente ho apprezzato anche la parte finale del discorso dove ha lasciato un piccolo spiraglio per uno studio, per una conoscenza più approfondita futura, per capire appunto queste nuove prodotti, se poi appunto ci deve essere la libertà e l'opportunità a tutti quanti di poter scegliere. Se chi vuole mangiare in maniera salutistica e naturale può avere la scelta di mangiare la sua dieta alimentare, chi preferisce una dieta forse un po' più avveniristica, più futuristica, può avere il diritto di scegliere giustamente con una conoscenza, sapendo che qual è il prodotto che andiamo a mangiare, come e cosa comporta soprattutto il prodotto che andiamo a scegliere. Perché... Ecco Presidente, apriamo una parentesi. Io posso essere anche attratta da quel prodotto, ma tu me lo devi spiegare quel prodotto. Certo, l'informazione, come diceva Livio prima che ha chiamato, deve essere corretta, non deve essere un'informazione manipolata, perché la trasparenza, specialmente su un prodotto alimentare, dovrebbe essere di rigore, come delle volte vediamo dei prodotti che vengono ritirati dal commercio perché c'è qualcosa che non va. Ma come, prima me li metti e poi me li ritiri? E succede spesso questo che troviamo. Guardate, veramente dobbiamo stare attenti a queste cose. Ma come, me li metti nel commercio e poi me li ritiri perché c'è qualcosa? E prima dov'eri? Che controlli hai fatto? Beh, sentiamo parlare, qui abbiamo i controlli. Però nei telefonini arrivano queste, sono fake o sono verità? Presidente? No, ci sono sicuramente delle verità, anche perché appunto, che vengano poi tolti dal mercato alcuni prodotti perché si ne scopre che c'è stata una problematica, è anche segno che ci sono dei controlli sia all'origine ma anche dei controlli nella parte finale del prodotto, perché quando viene messo nel mercato, perché se noi abbiamo una filiera dove si parte dal controllo della materia prima o dalla produzione della materia prima fino alla trasformazione e poi alla messa sul mercato, grazie anche al sistema che con la Comunità Europea abbiamo inserito in molte attività produttive, soprattutto alimentari, della filiera controllata e soprattutto della tracciabilità, riusciamo sempre a risalire in qualsiasi passaggio che c'è stato del nostro alimento all'origine, dove c'è stato il problema, e capire se il prodotto deve essere fermato o poi essere immesso nel mercato. Le interrompo Presidente perché abbiamo Mirella da Riese +10, se non mi cade la linea. Vai Mirella. Ciao Mirella e a tutti buongiorno. Ciao. Ecco, adesso vi dico, ecco, io nel 1978 sono sposata, ecco, e abitavo a Galliera Veneta. E vicino a dove abitavo c'era un campo di pannocchie. Ecco, quando era il tempo di metterle al suo posto, ecco, c'era quella polverina che mi veniva per casa. Ecco, io ho preso la rinite delle farfalline, perché c'erano delle farfalline che giravano. Avevo la casa piena di farfalline. Ho preso la rinite, e adesso che parlano di farine, di grilli, di questo, di quello, di tutto di più. Quello non va bene assolutamente non va bene quelle farine là. Quello, guarda, è una cosa, ecco, e al chef là, mia madre, i tempi là,
abitavo a Mogliano, lei le piaceva fare, ecco, i tiramisù, ne ha fatto 3 di diversi tipi, una cosa speciale. Grazie Mirella, grazie delle tue riflessioni, devo andare avanti perché ormai siamo quasi in chiusura. Allora prego Presidente, continuiamo il discorso che stava facendo e poi sentiamo anche Previatello. Quindi appunto le problematiche dei prodotti messi nel mercato e poi ritirati ci danno segno che ci sono appunto un sistema di controlli, un sistema di verifica che veramente funziona e ci tutela sicuramente da una parte. Logicamente dovremmo far sì che i prodotti prima che arrivino sullo scaffale vengano bloccati. E anche prima di essere mangiati, scusa sa Presidente, soprattutto. Tanto l'ho mangiato, non so cosa è successo, perché non è che poi spieghino bene, cioè non c'è ecco, quello che io noto e che hanno notato anche i miei opinionisti è che non c'è trasparenza, cioè ti dicono la cosa, poi non sai come va a finire, cosa è successo. Allora professore, cosa dicono i ragazzi? Ecco, perché poi sono loro, il futuro è loro, dobbiamo lasciare un futuro anche abbastanza tranquillo a questi ragazzi che forse sono nati nel momento sbagliato, come dico, e per fortuna sono nati in Italia, dico io, e per fortuna sono nati in Italia, perché abbiamo anche, dobbiamo dire anche questo. Prego professore. O forse sono nati nel momento giusto. O forse sono nati nel momento giusto. Le spiego da cosa parte questa mia opinione. Quando dialogo con i ragazzi, trovo delle persone che hanno una maturità molto più grande di noi grandi, per così dire grandi. Sì. Ecco. E le spiego anche il perché. Vede, noi ogni giorno facciamo fatica a essere trasparenti su tutto, mentre i ragazzi possono essere trasparenti dove vogliono e quando vogliono e quindi lo sono sempre. E la cosa bella, sa che cos'è? È proprio questo, che danno veramente, a me personalmente danno delle grandi speranze nel futuro i ragazzi ai quali insegno, perché so che quando diventeranno uomini e donne avranno sicuramente una famiglia quei ragazzi lì e anche un lavoro, ma solo per il modo in cui ogni giorno affrontano la vita, nello studio, nelle attività che noi facciamo all'interno della scuola. Vede, abbiamo all'interno di alcune classi ragazzi che magari hanno difficoltà motorie oppure difficoltà di altro genere, no? Ma è tutt'uno, è tutto un gruppo, non ci sono mai le differenze. Non ci sono mai le differenze nelle attività, fanno squadra, si danno una mano. Quando queste cose qua le hai già da giovane, questi valori qua, te li porti avanti anche nel futuro. Cosa che invece forse la mia generazione ha totalmente sbagliato e che, come dico sempre ai miei ragazzi, se oggi c'è questo è perché la mia generazione ha sbagliato, quelli che hanno 38 anni, 40 anni, perché tutti quanti non hanno mai pensato che la vita non dovesse essere diversa da un film americano. Perché? Perché siamo cresciuti in famiglie dove non c'erano i problemi, dove c'era il business, c'era il boom, tutti quanti dovevamo scegliere un lavoro in base a quanti soldi si prendevano, ma mai nessuno l'ha scelto per la propria aspirazione. Se lei chiede a qualsiasi mio coetaneo, ma perché hai scelto quel lavoro lì? Perché se c'è papà? Non troverà, difficilmente troverà dei ragazzi che invece magari le possono rispondere: guardi, perché ho iniziato, non so, un'attività perché ci credevo, oppure ho continuato l'attività di famiglia, ho creduto in qualcosa che ci pensavo fin da quando ero bambino. C'è neanche uno. C'è neanche uno che le dice: sono andato a lavorare perché quel lavoro lì mi è sempre piaciuto e anche se non si prende tanto, da lì mi sono costruito una famiglia. Manca un'umiltà. C'era solo il desiderio di arricchirsi e di avere sempre di più, e questo materialismo innato purtroppo si è diffuso peggio di un virus e ha creato la mentalità che oggi fa in modo che in alcuni canali ci siano ancora determinati programmi il sabato sera che, le assicuro, sono non solo diseducativi ma sono un insulto all'intelligenza delle persone. Guardi professore, io la inviterei tutto il giorno a stare con me tutto il periodo, perché veramente, e abbiamo sentito anche dalle telefonate il gradimento delle sue parole, delle sue osservazioni, delle sue riflessioni. Però, Presidente Mariuzzo, Asso Cuochi, io vedo molti cuochi sulle scuole alberghieri che tendono, oppure vogliono, perché la nonna
perché la mamma, pochi papà a dire la verità, perché la nonna, soprattutto quelli che hanno la fortuna di averla avuto, la mamma, mi hanno insegnato, e soprattutto i dolci. Dico, ti piace di più fare il pane o il dolce? Quasi tutti. Ogni tanto trovo anche il panificatore, vero? Dice no, la bellezza di fare è molto più faticoso, dice. Molto più faticoso, però certo. La bellezza poi di vedere questo pane sfornato è una cosa che mi riempie di gioia. Prego, Presidente. Diciamo che la maggior parte di noi appunto approccia il lavoro dello cuoco, dello chef, proprio per passione, perché il primo stimolo è un lavoro molto, molto difficile, molto complicato, lo sappiamo benissimo, perché poi è un lavoro che ti ruba tutte le festività, tutti i momenti di gioia che puoi avere nella famiglia, chi si crea una famiglia. E quindi di solito appunto è la passione, come diceva appunto lei prima, sono le nonne, sono le mamme che ci danno questa passione. Molto spesso qualche ragazzo inizia anche a fare un piccolo stage, una piccola prova in una cucina e trova uno chef, un cuoco che ha la passione di trasmettere, di insegnare, e molto spesso quel ragazzo cresce con dei valori e con una voglia di lavorare molto maggiore di chi invece lo fa, come diceva appunto prima. E si diceva prima appunto che chi lo fa perché si guadagna molto. La scelta del fare il cuoco perché si guadagna molto finisce dopo pochi anni, perché il sacrificio che c'è in questo lavoro, le ore sono sempre molte, l'attenzione che ci vuole soprattutto per poi, come si parlava anche prima, della problematica dei prodotti che non vanno bene o altro, cioè in cucina quando lavoriamo noi abbiamo da creare dei prodotti che finiscono proprio nei piatti delle persone, nelle tavole delle persone, di conseguenza ci va molta attenzione, molta sicurezza alimentare, di conseguenza è un lavoro molto impegnativo. Se poi immaginiamo che nella maggior parte dei ristoranti, appunto con l'affollamento che c'è, i numeri di persone che entrano e i tempi di servizio molto stretti, si immagina appunto che il lavoro del cuoco che è in cucina diventa veramente stressante, e se lo aggiungiamo che appunto lo si fa sempre di sabato, di domenica, nelle festività, molti cuochi purtroppo, soprattutto anche negli ultimi anni, tendono un po' a perdersi per strada perché trovano dei lavori più semplici, più facili, che gli permettono di avere una vita più agiata e meno sacrificata. Come le dicevo prima, appunto, la passione in questo lavoro conta molto, perché poi, come diceva appunto un grandissimo chef, è inutile avere per le mani un branzino, un filetto, un brown roast beef buonissimo, di prima qualità, eccetera, se poi il cuoco che arriva la mattina a cucinarmelo è arrabbiato, viene di malavoglia, è malintenzionato, perché quel pesce, quel filetto, quel migliore carne che io metto in cucina... Ma che manca so cascata stamattina, avrà sempre il gusto del nervoso, della cattiveria, della rabbia appunto che le persone hanno, quando invece come le nonne, come le mamme cucinavano con passione, con gioia, con amore... E con tempo. Il cibo lo riceve con tutta questa gioia e questa passione. E quindi lì si sente veramente la mano da uno chef all'altro, chi ha la gioia nel cuore, chi non ha la gioia di cucinare, c'erano completamente diversi Presidente, piatti. ormai siamo in chiusura, però io vorrei capire come è andato questo menù pasquale. Allora, molti dicono che il pesce si è introdotto in maniera a gamba tesa, molto più pesce, meno agnello, meno carne. Lei cosa ci racconta? Com'è stato, ecco, queste due festività, Pasqua e Pasquetta, perché sono due cose distinte? Diciamo per interpretarla così in maniera semplice, come si dice molto spesso appunto negli ultimi anni, la sensibilità verso le carni, verso gli animali è molto cresciuta. Il pesce è sott'acqua, non si vede, e di conseguenza è più facile mangiare il pesce perché non si vede la sofferenza che ha quando viene pescato, quando viene tolto dall'acqua, e di conseguenza ci si rivolge molto più facilmente al pesce perché c'è meno sofferenza, diciamo, dal punto di vista del portarlo in pentola. Sicuramente questa Pasqua ha portato nelle tavole degli italiani molto più pesce rispetto agli anni precedenti. Quello che è stato sicuramente l'agnello e il capretto, al di là, diciamo, di quelli che sono i ristoranti tipici a carne dedicati a questi tipi di preparazione, hanno avuto il loro tornaconto, ma nella maggior parte dei ristoranti la crescita maggiore è stata sicuramente verso i prodotti a base di pesce. C'è stato sicuramente un grandissimo incremento grazie anche alle giornate di sole che ci sono state. Infatti io vengo dal litorale isolano e ci sono stati 2 weekend veramente di fuoco in tutti i ristoranti. Avevano aperto proprio, la maggior parte dei ristoranti isolani erano aperti per l'occasione e hanno registrato il tutto esaurito. Pensate. Anzi forse l'overbooking più che il tutto siamo esaurito. Siamo in pochi ma siamo anche in tanti, vero Presidente? Esatto, poi quando ci si riunisce tutti in una piccola fascia costiera aumenta di molto, diciamo, la presenza nei ristoranti. È stato un bene perché, diciamo, è stato un là per iniziare una bella stagione estiva che
vedrà sicuramente dei ottimi risultati. Se il tempo ci mantiene così, avremo sicuramente una bella estate davanti. Presidente, piatti semplici o piatti ricercati? Cioè pesce semplice, con poche salse, ecco, qual è la tendenza? Ma diciamo che adesso la tendenza è a fare le cose molto semplici, cioè, proprio se voi vedete anche molto spesso sia nelle trasmissioni ma anche nei ristoranti dove vi recate a mangiare, l'attenzione è quella di fare il pesce più delicatamente possibile o la carne in maniera molto naturale, addirittura si usano molto più spesso le temperature cotture molto più delicate, quindi bassa temperatura, la cucina in sottovuoto che permette di preservare molto meglio quello che sono le qualità organolettiche e nutrizionali dei prodotti e soprattutto vengono impiattate, si crea molta più attenzione a quello che possono essere gli accompagnamenti, quindi un piatto che prima era fatto di un pesce semplice fatto al forno con i 2 pomodorini e 2 olive, adesso magari è tutto nello stesso piatto, solo che i pomodorini sono destrutturati, sono fatti in cremina, le olive sono fatte in polvere e quindi ci sono gli stessi aromi di un pesce alla Mediterranea, però con dei colori e delle composizioni del piatto che lasciano sempre l'ospite molto stupito. Allora io ringrazio tantissimo Fabio Mariuzzo, presidente Assocuochi Treviso, veramente grazie. Ecco, la inviterò ancora per capire, di parlare di questa cucina, di questi prodotti meravigliosi e di questi ristoranti e di questi cuochi. Saluto tantissimo anche il professor Claudio Previatello per essere stato con noi tutto questo tempo. Grazie a voi. Docente di economia agraria e gestione del territorio all'Istituto Agrario Bellini di Trecenta, Rovigo. Grazie professore, ma veramente la ringrazio per quello che ci ha fatto capire questa mattina. Tutti quanti siamo andati a scuola e abbiamo capito forse qualcosa in più. E noi adesso a questo punto facciamo la posta di Mirella. Ciao. Non c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire, sono venuto. Soli sospiri tua, soli sospiri tua, soli sospiri tua m'hanno chiamato. Ah, quelli mu lo vedo di venire, mu lo vedo di inchianare dalla mano e se ne va. Ah, quelli mu lo vedo di venire, mu lo vedo di inchianare dalla mano e se ne va. Dei capelli tua sono innamorato, li vengo di volare, li vengo di volare, li vengo di volare in salvietto. Occhi con te ci perdirò, ti accirici mali nel suo scattalugori. Occhi con te ci perdirò, ti accirici mali nel suo scattalugori.
pizzicato, a te pizzicato la tarantella. Saltello giro giro, saltello giro giro, saltello giro giro della monella. Ai gori 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 di zucchero al limone, dazza dalla vasa, mucca dazza zucchero alla bocca. Ai gori 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 di zucchero al limone, dazza dalla vasa, mucca dazza zucchero alla bocca. Quann'antini ma fa noi avuncello, ne ma chiama Lugori, ne ma chiama Lugori, ne ma chiama Lugori, manu manu. Occhi gu te ci perdi l'occhio, ci dici mali ne ci scatta Lugori. Occhi gu te ci perdi l'occhio, ci dici mali